Sebo, Roica, Rantolite. Dumesi, Gianluca. Allora, Dumesi. Noi ci siamo fermati su un brutto punto. noi adesso... È arrivato il figlio di puttanazza. Sì, ultime 2 puntate. Il primo amore. Il primo amore t'ha fatto più male. Giusto, ballo. È arrivato il Gigino. Sì, va arrivare Gigi. Gigi porta così il pallone gioca a dietro. pallone, Gigi gioca a pallone. Lui ha il potere di tirare le pallonate esplosive. Pallonate Ti esplosive. faccio lo spoiler. Vai. Il rivale. Lui sarà pure il primo amore, ma lui è il nome micidiale, Sì. È effettivamente un bel ragazzo. Questo lo valuteremo. No, è un coglione, ok, tutto a posto. Ok, è un deficiente. Vabbè. No, è deficiente. Sì, è proprio un coglione. Vabbè. Mamma mia. Sì. Ecco perché sono lasciati. Okay. Ah, ma questo è tanto deficiente. Va bene, va bene. Va bene. Tu poi non passavi da anni, perché sei venuto proprio adesso? Ma fatto, gli fece comunque un'occhiata strana l'ultima finestra puntata di quella di prima, quindi io non mi fido. E perché? Sei come protagonisti di persona, ti hanno abbandonato. Dandan ha lanciato la campagna di pre-registrazione per Persona 5X, erano messi 3 obiettivi, manco 24 ore già li hanno passati. Sì. Sì. Vabbè. Tu devi un attimo calmarti però, Una deficiente, ma sono tutti deficienti. Io avrei voluto stare a 2 metri di distanza dal dottor Mercury con le mani dietro la schiena e seguirlo, vedere le sue reazioni lì. Io mi aspetto i suoi racconti. Anche io. Che quando gli raccontammo io e Giuseppe quando siamo andati a Tokyo, non è possibile. Ora che ci sei stato, cosa ne pensi? Maledetto dottor Mercury. Capito? Ero proprio ferito nell'orgoglio così. Guarda la disperazione, però così. Usa la testa? Non puoi parlare? Mano in testa? Ah, c'è il saluto, giustamente. Ti sta facendo capire, guarda, è arrivato quello, ma mi interessi tu. Sto povero Walionet, ma mi stava andando bene fino a mo'. Ma che c'entra questo? Ammazzalo, Perché? passa Ma in perché mezzo. no? Passa in Sei il mezzo. nuovo alleato, nuovo membro del party. Tanto che è comunque più sgravo. Abbiamo sempre il super granchiozzo animale marino nello spazio che prima o poi aiuterà. Schifo il natto. Cioè, sei un amico, non sei un parente altro. Ciao Gabri. Ciao Gabrix.
Tutti e due. Non ha tutti i torti. Ah, capi perché cresciuti insieme, quindi ti chiamo zia. Però intanto gliel'hai preparato, quindi. Ecco. Proprio un Sarà deficiente. fatto bello pulito pulito. Vabbè. Gabri, tutto a posto? Mm. Ok, era deficiente sin da piccolo, ok. Però sei anche serio. Sì, sì, non so perché, ma a scuola ieri e oggi mi sono messo ad abbracciare tutti. Ha fatto Un atto di bene, va. gentilezza. No, non c'è problema. Un po' di affetto in più al mondo fa sempre bene. Bello. Bel posto. Una bella casa. Però è più di mezza in montagna. Guarda, io lo farei verso la fine della mia vita in montagna, basta, ho dato a tutti. Ma pure io. Vede coglioni, Però basta, più stop. là. No, il bagno no. Mm. Casa Vada, posseduta? per questo i genitori stanno all'ospedale. Mi sa. Mm, Forse questo potrebbe essere lo spirito a cui ti legherai? molto probabilmente. Serviamo noi. Ah, A faccia duca. Aglia. ma in realtà anche lei ti può aiutare. Ecco qua. Vabbè. Vede le due nonne che guardano la TV. No, se no non c'era l'effetto sorpresa a fine della puntata precedente, quindi non te lo poteva dire. Ma quindi forse effettivamente non è mai stato veramente il tuo primo amore, è tua nonna che idealizza forse la cosa perché gli piace. Mm. Ok, educato. La nonna gli spacca il culo. Ecco qua. Ah, è vero, lei fuori dal... Col piede? Beh, piede anime. Ricordiamo, testicolo. Ricordiamoci sempre. Attenzione. Dai. Dai, chiama la squadra, dai. Chiama la squadra. So consigliare un canale YouTube con pochi video, però fa ridere un botto. Butta dentro, Vai, Gabri. Gabri. Bucca! No, tra un po'. Snaptic 3D. Aspetta, aspetta, me lo aggiungo già adesso così non me ne dimentico. Anche perché così inizio già a caricare. Ah, sono i vidini che io mi vedo comunque ogni tanto per farmi due risate. Grazie, Gabri. A questo punto vado a colpo sicuro. Inizio già pure a caricare il trailer per dopo. Che cos'è mo sta cosa, Gianmarco? Non lo so. Cazzicolo, sì.
Brutte cose, brutte cose. Oddio, magari quello può essere che il tipo è questo qua. Trasformato però. Magari la sua trasformazione. Ah, se non lo vediamo che si trasforma nella prossima Ma tanto puntata. ormai il ritmo è eh, quello, nuovo demone, soprattutto all'inizio per creare il party e poi dopo. ha detto Setti che c'è ancora un bel po', quindi dovrà succedere un bel po' d'altro, immagino. Ah, signora, no, vi prego, seppellitelo. Ma il fatto che loro sono apparsi nudi nei corridoi non ha cambiato niente. No, sto a posto. Eh no, perché la preside ha detto chi vi ha minacciato, chi vi ha fatto, oh no, Va signora. bene, va bene. No, è un coglione proprio. Quindi lui adesso ci proverà con lei. Lei ci prova con lui, mentre anche l'altra ci prova con Okoran. Ok, va bene, sta a posto. Basta così poco, ragazzi. Come chiama? Cioè, Questo lo stai pensando tu. Non è proprio vera questa cosa. I tuoi genitori sono in ospedale e stanno morendo. deve morire questo, mi ha rotto già il Aspetta un cazzo. momento. Brava, brava sorella. Eh, Ma la giornata proprio a posto. No, trasformati e ammazzalo. È facile. come Martina oggi in una delle registrazioni che abbiamo fatto. Marti, fammi la domanda. In quale posto del mondo vorresti andare e perché? Marti, allora scusami un attimo, mi vuoi prendere in giro? Vuoi Stai sfotti? sfottendo? Infatti, effettivamente, e ci hanno fatto due belle risate. Cool. Non esce con lui. Ah, beh, però mo potresti anche iniziare a farti pure altri È un amici. po' tragica, un po' tragica Capito? la stai Poi c'hai mettendo. anche l'altra tipa. Allora, giustamente lui si è sempre sentito lo sfigato della situazione, Sì. ha detto mezza volta mi vanno le cose bene e questo giusto mo appare. In queste situazioni qua tu ci devi andare a parlare e devi dire se ti metti con questo per piacere non sparire. Non costa. No, ma non inizia, bro. Appunto. Ma si trasforma, c'è un casino. Ok. Infatti lui Ah, nei guarda disegnini qua. si dimostrava, si è disegnato bello pompato. Questo è vero, devi continuare l'allenamento perché sennò tu muori ogni volta che usi i poteri. Ha capito che stava facendo. No, è il tubo. Questa è la mossa del pesce, questa. Se tu fatto tipo trota, Beh, attacco speciale, la testata supersonica. Oh, yeah, bro. No. Sì, passata sì, piccola ambulante. sì. No, boccava, eh. Ma no, Ma tu che vattene, vuoi? te ne Ma devi cosa vuoi? andare. Oh, ecco. Io ti ammazzo. Basta che lui fa no persona, però demone finita. No, bro, non ti sta cacando proprio. Ancora, sti pompe. Ricordiamoci che il latte è il sangue degli alieni. Degli alieno Ricordiamoci crostacei, degli più o alieni meno, solo che è più liquido, capi quello attenzione. che beviamo noi, va bene? Sì, vabbè, è andata là perché gli ha preso il latte che gli piace, non è che ha detto ti prego ciuccialo.
Però non puoi vivere Puoi male avere così. il superpotere del demone, puoi salvare la vita un sacco di volte, ma il pompi concentrato ha il suo perché. Visto si è fatto Mo te lo porto a te, guarda. Ah, è vero, è il manichino, lo zio! Ma non me lo aspettavo così all'improvviso. Tu sta manca cagate, cioè, Nessuno può fermare. Usa la mano spettrale. Ah, ma sì. fatti i Però fatti vabbè, non lo tuoi. sa che c'hai i poteri, c'è può stare. Ah. Oh no, vabbè, ma non ce l'ha in teoria il pisello. Domanda, ce l'ha lui? Ah, ma non capisci un cazzo, Gigi! Esatto. Puoi usarlo esatto. Possiamo Ok, a seguirlo. posto. Dai, cacciademone. Bro, dai. Vabbè, ma non sa la situazione, qua non lo possiamo accusare, non sa niente. E in tutto questo nessuno vede sta cosa che sta succedendo. Vabbè, Lo zio, ma io che cosa, vabbè. cosa te posso dire? Bro, dobbiamo iniziare a migliorare anche il cardio, eh? Vai, No, lo zio, si è mezzo trasformato. vai, vai. Ok. Ha avvertito qualcosa, forse qualche miglioria. Tu adesso combatti correndo con Turbo Nonna in corpo. Basta che gli tiri un Sì, ha calcio. fatto anche un'aura un pochino Vabbè, si più. è, si è Si sta impressionato anche lui, potenziando, sì, si sta, sta migliorando. sta potenziando. Ecco. Teoricamente forse questo funziona con quei fatti da come la nonna, se lo batti magari si ferma. Ah, più che altro come si è C'ha animato, ha la palla iniziato a dentro. correre, però c'ha la palla, ok. Come ci è arrivata Però alla essendo un cosa? manichino, la palla qualcuno gliela doveva Sì, dare. chi gli ha messo la Chi gli ha palla? messo la palla? No, non si è Pullman! Ma sta Io correndo. perciò voglio andare a vivere in Giappone, perché tu stai per strada, all'improvviso ci vedi uno da demone che corre, nessuno fa Il niente, tutto a mostro che posto. ma prendigli un piede! Tiragli un piede, fallo inciampare! GG, però non stiamo facendo un cazzo. Voglio bene a fare qualcosa. Tra le gambe non è più dorato, non è che l'ha persa per strada, mo. Magari è caduta, sì. Si è rotto, giustamente è un manichino. Ma è buggy di One Piece, ma si scompone. Che cosa succede? Ma dove cazzo stai andando, scusami? Questo è il modello Forest Gump, lui corre. Ma lasciatelo sul tetto a lui, L'autore che droga si è fatto quando ha detto in questo capitolo del manga a un certo punto un manichino di anatomia inizia a correre. Ma è molto meglio più una cosa del genere, piena di Ma imprevisti e cose bellissimo! che non ti aspetti. Ma dove cazzo è andato, figa? Ah, perché Trovato, c'è il pezzo. trovato, trovato. Passato sopra una puntina, aglia, fatto alla Eh, Fantozzi. che gli è rimasto il pezzo di lui. Perché non parla più, però? Trovato. Cazzi. Cioè, voi state in giro per la città e camminate senza cappuccio. Andate in un posto al chiuso, nascosto, e mettete il cappuccio. Che com'è questa logica, ragazzi?
Gli ha schiattato qualcosa. Ah, è riuscito a prendergli il cuore. Poi ti spieghiamo. Come? È diventato Romeo e Giulietta all'improvviso. Ma com'è successo tutto ciò? Ma nella scorsa puntata eravamo in una scuola multiversale combattendo demoni acquatici. Come siamo finiti a fare questo? L'amore vince anche tra i manichini. Ecco. Boh. Va bene. Però lui dice aspetta. Lezione di oggi, non buttate i manichini tra la spazzatura. Oh. Vabbè, dai il cuore, ridacci la palla e vivi la tua vita. Poi se ci dà la palla forse si disattiva. Disattivali e portateli a casa di nonna. Ah, finita cazzo. Allora, abbiamo il finalone di stagione. Che poi a quanto pare non è un finale, da quanto ci hanno detto è che... No, no, zio, Oh, non c'è. veramente sono sopportati. E dove sta l'altro? Quindi mo per tutto Vabbè. l'anime, personaggi strani che entrano a far parte del cast fisso, è finita. Dove sta? Ah, ok, giustamente deve... Vabbè, non c'è niente di male, mettigliela Sì, ma all'entrata. concentriamoci sul perché avesse la palla dorata. Ma perché? Ma non credo. Vabbè, fanno a modo loro, già La mo. palla? Ah, Ok, quindi domanda, perché ti sei attivato tu all'improvviso? non lo so. Vero che però se non mi sbaglio in Giappone ci sono molte leggende sul Ah, sui fatto i manichini, manichini sì, nell'aula di sì. scienze, quelle cose là, quindi Però comunque l'anime ce l'ha dimostrato l'opera che c'è sempre un motivo per queste cose sì. particolari. Oddio, la nonna per esempio però è solo un fatto di spirito Mm. maledetto, quindi ci può stare mai una cosa del genere, vero? Oh, attenzione, un po' di amicizia? Magari è un demone inferiore, qualcosa di piccolino, e quindi hanno fatto il momento Bisogna comico avere. per drammatizzare, sì. Se non ce lo Però spiegano, ce lo è facciamo stato un bel spiegare da tempo. segmento, è stato. Questo sì, prendilo da quel lato. In che senso? Sei veramente un deficiente, bro. Ok, è stato gentile pure con... No, ti Non ammazzo. toccare il capello. Ti ammazzo di nuovo. Ti ammazzo. Mi stai di nuovo sul cazzo. Ehi? No, niente. Stava quasi per dire qualcosa. Si è fermato. Ecco. No. Non questo, però. Non questo.
Dici il tuo nome, lei si squaglia completamente al suolo. Ma perché non sta cerchiando? Non la conosce anche lui. Oh merda. Boh. No, ah, giusto, è vero, devono andare a casa, sì. Devi andare pure tu, bro. Cioè, ma anche l'altra, perché a questo punto forse servirà un aiuto, eh. Se non viene lui, che cazzo vuoi fare da sola? Ma da sola succede un casino, sì. Eh. Però chiamate anche l'altra amica che è forte. Giustamente lui adesso è super motivato. Se mi impegno e sconfiggo il demone, questo se ne va. Così è il momento. Ok. Ah, gli studenti che fanno le prove di coraggio la notte a scuola. Bravi. Passa il manichino, Oh, finito. Ecco. levatevi! Eccolo. Lo senti? Sì. E fu così che i ragazzi gli prese un colpo, morti. Levatevi! Allora, tu in una situazione del genere, come la prenderesti? Mi caccherei sotto Ok. all'inizio così, proprio easy. Poi dopo ci penserei. Faccio vabbè. Nessuno dice niente. Vabbè. Ma ti hai rifatto tutta la città a piedi sui tetti, mo ti prendi il tram. Sì, ma in metropolitana nessuno ha detto niente. No! Vabbè, però lui Ah, boh, c'ha... tanto lui si ricompone. No, lo zio, non so se si ricompone così. No, dai, ti ricomponi. No, No. no, lo zio ci resta malissimo, eh. No. Ma lei poi non parla più. No, è perché noi sentivamo comunque la voce grazie a lui che le era vicino per qualche motivo, ma Vabbè. Oh, tu però teoricamente con i poteri che c'hai dovresti poterla sentire. no, dai, No, lo dai. zio è morto, no, lo No. zio, acido di merda. Oh, aspetta. Aspetta. Oh, i Ciao Regen. Regen, siamo alla puntata Aspetta, eccolo, è finale. arrivato. No, non è arrivato. No, già ma manichino più. Siamo in un momento molto triste, Reg. No, è arrivato lo Sì, stesso. sì. Grande manichino. L'amore vince anche contro gli autobus che ti investono. In alcuni casi se sei un manichino immortale, altrimenti c'è un problema. Non ho parole. Un applauso all'amore. Ma perché ti abbiamo ignorato per tutto questo tempo a te? Allora, o hai lasciato la play accesa o c'è qualcosa di particolare là Cosa dentro. sta facendo? Bro? Ah, però è vero, lui ha detto che continua a vedere quel coso. Attenzione. Un risvolto un po' psycho Eccolo dark. qua. No, tu devi... No. Mutando Man. Lui Però è sembra più calmo interessante. e tranquillo degli altri. Però Questo è un questo secondo me problema. sarà un bel problema, questo qua. Così se sono morti i serponiani, quei cazzo di alieni di merda. Deve morire pure lui. Deve morire. Deve morire. Penso che quindi mo nella seconda stagione, nella seconda parte, e poi nel continuo, già ci sono quattro personaggi, penso introdurranno il quinto e poi il nemico, cioè uscirà il nemico grosso col super... Sì. Vediamo un po'. Regan, come stai tu?
Se vuoi unirti, Regan, No, no, già è facciamo entrato, già. già è È entrato entrato. già. Già è entrato. Se ho visto bene è entrato qualcuno. Già è Eccolo entrato. là. Già è Perfetto, entrato. Regan già fatto. Grande Regan. Ehi. Ehi. Ok, sono tutti e quattro al momento, quindi Il momento su loro. Eh no, ma sono andati in l'amica! tre. Ma Ok, quindi il bro da quanto tempo è che non dorme? penso da un bel po'. Mm. Messaggio importante per Gianmarco nella chat teleparti. Vediamo? Un messaggio importante. Fuppa. Grazie, Questi sono i grazie. messaggi che ci piacciono. Ma ha messo anche, ha fatto tutto, ha Sì. fatto tutto il completo. Bravo Regan. Suca, basta, devi morire. Rifletti, più ti impegni adesso, più te lo levi dei coglioni molto velocemente. Quindi come lo vedi, uccidilo e basta, fatto. No, Fate pace, fagli prendere il potere, non lo so, picchialo, vedete voi. picchialo. Esatto, tu devi recuperare la palla. Anche perché non ci sono indizi su dove sia. Potrebbe essere ovunque lo zio. No, e devi No, spiegare. Vabbè, lui però lo puoi far vedere tanto, un ragazzo, non penso che ecco abbia qua, fatto. momento spiegazioni. Ma non c'entra niente. Vamo. Rignoffa. Farui! Comunque lui quando l'hanno presentato la prima volta mi ha fatto È stranissimo. strano, sì. Sì. Fagli vedere il pisello con la monopalla. Di solito gli Esatto, amici di sì. Final Lui invece è un lui è bello coglione. e deficiente. Però il momento dark, col fatto che non dormiva, cioè un'espressione strana. Magari all'inizio il demone Eh, prende pure il sopravvento e lo mette contro di loro. si può pappoleare. Però sì, è un coglione di base. Ecco appunto. Attenzione, abbiamo trovato un fratello. Ehi, Ma già dal balletto loro mo diventano migliori amici e via. ecco qua, appesa la tipa. Hai visto? Si può anche essere amici. Ti rispetto, bro. Vabbè, Proprio deficiente proprio, però vabbè, simpatico. hai se vedi, non sei amico suo, quindi sei anche amico mio. Ah, boh, ci sta, dai. Sono un tipo all'antica. Quella frase è micidiale. Sì, Frase più nome, lei a sono terra, coma per Takabura una Ken settimana. e sono un tipo all'antica. Ti fa male l'ano? Ecco, ho deciso dove voglio andare a vivere nella mia vecchiaia. A posto, fatto. Ah, ma la qualità termale.
me ne vengo qua, c'è pure la sala, bagno, bel panorama, tutto tranquillo, ok. Mm, Tipo con un fucile. Ah, un negozio di armi là. è un po' Attenzione, strano lui, vecchia. un po' strano tutti. Sì. Non ci voglio andare più qua, No, Gianmarco, ho no. cambiato idea. Bel posto, ma forse brutte persone. Mica come Piotto, bro. Eh, quindi mo se eliminano quello nella casa e tutti tornano normali, tutto a Eh, posto, ma se tutto il villaggio contro serve un attimo un aiuto. troppi scalini. Sì. Guarda che cazzo di panorama. Ciupa? Altri... Vabbè, Guarda, chi a scuola, frate, ti avvia 40 minuti prima. ma Amazon le fa le consegne quella, secondo me. Col drone. Ah, col drone, ok. Solo drone. Grazie a Dio. Bello però. Quindi giù hai un villaggio di demoni e dietro il bosco demoniaco pieno di chissà quali creature. Vabbè. Oh, sta a posto. Ma perché il demone non sta attaccato alla casa, è attaccato a te, mi sa. Sì, Non c'entra la casa. perché non li ha attaccati mentre era in casa con loro? Eh, mm, c'era qualcosa. È il villaggio. Sì. Eccoli qua. Ma che lei in Davide è un attimo a diventare Resident Evil 4, cioè ci vuole veramente poco. Penso che dalla casa ci sia poi Magari espanso, sì. sì. Vabbè, telecomando, sì. Ma è strano che lei non vede niente proprio. Non è che si attiva solo di notte. Magari sì. In realtà si sta avvicinando. Ah, nascondono Laura tipo i Saiyan, a posto. E altri combattenti che sono Tutti capaci di quelli che fare. sanno controllare Laura, sì. Poi Laura a volte non c'è perché è andata via. Va bene. Un Regen, zombie? sei autorizzato a dirgli una parolaccia se vuoi, eh. No, no. E ti ha pure invitato a Vabbè, sederti. però è già fatto il piano, sì. Ecco qua, a posto. Meno male, Regen. Meno male. Ma E che cazzo l'hai fatto sedere a fare allora, scusa? vabbè, tanto avete fatto amicizia. Aspetta, ma tanto tu mo il tempo che apri la porta e ti trovi tutti quelli davanti, aspetta. No. La potevo portare all'altra, però ti faceva compagnia. Ecco qua. Non si può fare, però. È allenamento, bro, allenamento fisico. Poi tu usi molto i piedi, attacchi velocità, cose, quindi la coordinazione è utile. Tento solo a non evocare il demone nel piede e fai un tiro e che te lo giochi prima, Una eh. Zuma Eleven. No, ti devi esercitare. Eh no, però devi stare più sciolto, troppo No, sciolto. se cade qua il pallone giù è finita. Se cade giù per la No, sì. scalinata, chi lo va a recuperare? Ma quando? Ma... No, infatti si tira solo verso la foresta, mai No, tirare no, no. verso di là. Ah, ma non si chiede mentre si gioca a calcio così. E poi si cambia scena soprattutto.
ammazza di botte, mo succede un lo zii. E quello anche. Class. Come non va? Ma che è una competizione? Oh, attenzione, attenzione. Oh, attenzione. Bastardo. Ma è bellissima quella mossa comunque. È No, vero. Però. no, effettivamente tu non so se sei arrivato a quelli. Ecco, Lo zii. qualcosa che non va. Sanno gli abitanti, lo zii. Mm. Quindi lo zii. Merci. Uh, lo zii, elettromagnetismo. Hai il potere già, Mox. Guardate. Elettromagnetismo. Cosa? Non ho visto, che cosa c'è? Mm. Ah, ah, ah. Senti, c'è un'altra stanza. Perciò ci ha fatto vedere il corridoio un paio di volte. Usa i poteri. Molto semplice. Poi se c'è un problema di demoni, penso che rompere un attimo un muro. Anche che più che altro, se la casa è in fitto e tu trovi una stanza nascosta che non è dichiarata, tu Vabbè, mi ma fai quando tu causa. mi hai venduto la casa, non mi hai detto c'era Satana Mi fai dentro. causa. Perché hai mentito sulla Oh, grandezza della casa. attenzione, eccoli qua. Usa mano e buttali via. Oh. Tu avevi un grande problema, amico caro. Ma che è il capobranco. No, questo è il problema. Cioè, pieno nel muro. Questo è un problema grosso. Ma mo così l'hai fatto uscire, aspetta. No, non ti aspetta però. Porca madonna. No, ma tu non ti puoi fermare Lo così. sapevo. Ma tu non ti puoi Lo fermare. sapevo. Ma tu non ti puoi fermare così. Ma questo è illegale, sta roba, Gianmarco. Lo sapevo. Ma Lo quando dobbiamo sapevo. aspettare, mo? Che monne. Ma mi Mannaggia il aspettavo che cane. almeno lo facesse un attimo. Ma così, madonna mia. Cioè, ma meno male che l'abbiamo trovato mo sto anime, perché sennò. Vabbè, però mo ci vediamo il trailer. Momento, momento. Noi siamo più No, fortunati. Pensa chi l'ha visto al giorno 1.
E ancora noi Sarà un po' almeno immesifati. abbiamo un attimino di tranquillità. No, Ma io là per esempio- dentro ci deve stare proprio... Più che altro però sembravano i talismani di solito ci sono per contenere. Mo avendo sfondato il muro che hai rotto, pure non è che hai fatto E quindi cosa peccato. c'entra quello con le persone possedute con quell'entità che sta Oh, vedendo il personaggio nuovo? in mezzo ai tipi posseduti, Mhm. prima c'era quello là che abbiamo visto nel negozio di armi col fucile, che però invece di essere tutto No, sorridente là, aveva era tipo del serio mascara e intorno agli aveva gli occhi occhi. aperti, quindi mi sa che forse quello non c'entra con lo spirito là, forse sono due, lo zi. Forse sono due. No, ma te la dico È io un com'è alieno, andata. Ma aspetta, mica c'è un teserino qualcosa? no? Siete dei figli proprio di buona madre. No. Allora, già Mox, lui vede quell'entità che era l'entità chiusa nel muro Ok, e quello è un problema. ok, Lei sta cercando di uscire quell'entità e si è messa in contatto con lui. sì. Loro si sono ritrovati in questo villaggio. In realtà il problema sono gli abitanti e quello che sta succedendo nel villaggio. Mm, L'entità, quella alta in mutande, si mette con quello con i capelli rosa e caccia i nuovi poteri. Quindi il nemico grosso è capire quello che sta succedendo nel sì, villaggio. sì, probabilmente sì. Allora, a questo punto, Vediamo Tralar. a questo punto, Sotto al Pontos. allora, giustamente, allora, Mamma mia. tanto ho visto che è uscito pure oggi, quindi ci andiamo bene. Allora, un attimo che ve lo faccio apparire pure a voi. Tra l'altro il manga adesso sta per arrivare all'arco finale. Oh no, Ok, vabbè, oggi abbiamo oh una marea di no, roba da vedere ancora. no, ma non deve finire. No, Beh, no, ho lo detto zio. no. Quando Dico una no, roba è di no. qualità deve finire, zio. Ma non così presto, almeno un altro annetto e Ma per qualcosa. lui ci vorrà una marea di tempo, lo zio. Ho detto no. Ma hai capito che se va bene tu muori prima di vederne la fine? Capi, ma perché ogni cosa deve finire con la mia Perché morte in sei ogni quello più singolo anziano, esempio? quindi devi morire. Allora, Prima o poi. capito, però è meglio poi che prima. Comunque questa cosa si sta facendo sempre più pressante, lo zio, io sono preoccupato. Oggi sono preoccupato assai per questa cosa. Ad ancora comincio il progetto, Allora quindi ci già parti sono malamente. sempre più rumor sul fatto che negli X-Men che appariranno nell'MCU il professor Charles Xavier sarà di colore. E Mo, Magneto. Tutte e due. va bene. Allora, la domanda sorge spontanea e la dico in napoletano, ma allora non avete capite niente. Due punti. Tu lo stai facendo apposta. やっと手に入れたでのこの体人間は皆殺し No, Che questo è lui però. 言ったはずだぜてめえは許さねえってよ喜べ初めに死ぬのは貴様じゃ Via. 本気出すぜ 21-22 volumi. Sì, lo zio. Lui calcia. Lui calcia. Quando esci? Quando? Dai una data buona, dai. Quindi sarà un filmazzo tutto sul fight. 早くここから脱出しないとやばいですのそれじゃあ祭りを始めようかそいつの目を見るんじゃねこの恨みは決して晴れん ここまでじゃ È stato chiuso là dentro per qualche C'è motivo. Rinnegan. Ma cos'è sburro? Ehi, ehi, 3 luglio, ehi. È lui, lo zio. Doveva essere... A me mi è stato detto giugno. No, Perché adesso ho letto un luglio? Perché? perché è lui. Perché? Cos'è questa novità adesso? Io canaglia. Ma no. Non so. A me molte persone avevo sentito giugno e giugno è diverso da luglio. Eh sì, perché
A giugno esce al cinema, su Netflix esce a luglio, un mese dopo. E vabbè. Vabbè, quindi il titolo è Stagione 2, parte 2, I volai. Va bene. Vabbè, già, ma aspettare un mese, va bene, va bene. Dai. Però dopo, Dopo lo zio, come si suol dire, pescimmato. penso ci saranno delle notizie, poi vabbè, chi ha già Pescimmato, sapere, devo pescimmato per sapere. un po', mi sa, Però tu in questo film mi chiudi tutta la parte del villaggio, me la chiudi, me la risolvi, Sì, ti chiude fai un bel sicuramente film il e ci organizziamo una bella seratina. Io ci sto dentro. Regen, quando lo mettono su Netflix ce la organizziamo la seratina e ce lo vediamo tutti quanti insieme su tutte le parti. Intanto inizio a cambiare. A posto. Ci organizziamo, partiamo e ce lo vediamo tutto. Però se, non, se mi finiscono con qualcosa così, succede casino. Grosso. Lo zio. Ok. Allora. Jean-Mox, mi passi il paddock? Certo. Allora, aspetta che ti rileggo subito. Sì, è un film, ce lo spiego ieri Setti. Alla fine non è a puntate, ma è un unico film lungo, quindi dovrebbe essere qualcosa che dura anche un bel po'. Ok, non voleva partire la prima volta, non so per quale motivo. Quindi noi vediamo la durata, ci organizziamo. Tanto al massimo che potrà durare un'ora e mezza, 2 ore. Ha risposto? No, Ah. Sì, entrò Setti ieri in live e ci disse sta cosa. Quindi non saranno vari episodi da vedere, ma alla fine sarà un unico filmettozzo bello lungo. Quindi voglio pensare al massimo durerà un'ora e mezza, ma io un'ora e mezza così, ma io me la faccio Allora, volentieri proprio. c'è anche un'altra possibilità. Mo' ci sto pensando. Ok. Potenzialmente potrebbe succedere anche un'altra cosa. Se nel mentre sono riusciti a fare anche qualche altra puntata, potrebbe essere che il film sono tipo 3 puntate adattate a film E e poi a lanciano la luglio seconda parte. esce la stagione con il film che copre le prime 3 puntate. Potrebbe succedere anche una cosa del genere. Vabbè, a noi Dragon Ball basta, fatto così, per esempio. anche perché poi aprendomi un pochino mo che lo sto vedendo, ho capito che ha avuto un bel po' di successo, quindi penso No, bomba. non Potrebbe dovremmo essere, avere magari. preoccupazioni. No, poi battute a parte, preferisco che, vista la qualità che sta avendo, arrivato a un certo punto, mi fai una bella storia, inizio, fine, me lo chiudi. Decisamente sì. No, quello è un 3 vie gratis. A questo punto. Ma sì, ce la siamo meritata sta stanza. Allora, l'audio di Blueprints è attivo, Non ok. funziona, non sta a posto. Noi ogni tanto controlliamo. Tu che cazzo servi, mannaggia la miseria. Allora, mo torniamo ai vecchi problemi. La stanza del trono, dove esce 20 volumi è la durata perfetta. Sì, ma infatti ci sta. Proprio tranquillo. no, io mo già a questo punto ci sono su Amazon, penso ci siano disponibili. Se no, E puoi inizio a andare su prendere. Manga.io. No, io li voglio proprio fisici, me li voglio mettere là, me li leggo. No, Manga.io è un negozio Ah, di dov'è? mangaka. È presente? Sì, sì. È il suo negozio. Ah, a posto. Un fratello. Ho visto anche un altro paio di streamer che avevamo preso per fare la Dobbiamo collaborazione. andare fuori. Te li manda pure nella pellicola imbustata, sigillata. Beh, mi mandi il nome come messaggio così non me ne dimentico. Potentissimo mangakone. Il padre di No, è tutti. perché
effettivamente, Gianma, non avevo mai calcolato una cosa nell'equazione con il discorso del lavoro che ti stavo facendo prima. Ma adesso posso riprendere in mano un pochettino gli hobby e curarmeli un attimino per bene. Ok. Allora andiamo a vedere fuori che cosa c'è. Io me ne mando a prendere i primi due. Dai. Regen, sai la prima parte qui su Netflix quanti volumi ha coperto? No, e Eh, ci vado a dare un'occhiata a sto punto. sempre sostenere il fratello mangacone. Sempre, sempre. Allora, shelter qui. E dobbiamo ancora risolvere la cosa qui. A sto punto me li prendo e via. Allora, vediamo un po' se è possibile far uscire la Tron Room in qualche maniera. 4-5, ottimo. 5 numero perfetto per me. Vediamo così magari succede qualcosa. No, già ma c'è qualcosa di particolare per far uscire la stanza del troll. Mm, 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 mm. 1-2, 1-2, quindi di qua. Confermo 5, ok, grazie mille. Perfetto. Anche perché finora non ne avevo mai sentito parlare. Che non sto vedendo più tanti video su YouTube e quant'altro, quindi mi sto perdendo un bel po' di cose. Allora, la dining room già ce l'abbiamo. Porta pranzo e recuperiamo qualcosa dopo. Non abbiamo gemme, adesso sì. Chiave è questo. Allora, then security. Mettiamo il den e via. E abbiamo collegato anche di là e siamo a posto. Allora, una gemma c'è. Ci serve la pala. Facciamo così. Minchia, è uscita la combo porta pranzo a livello 5 più il tavolo qua 20 punti passi recuperati. Oramai coi passi Hannibal siamo Lecter messi ho bene. visto? No, No. personalmente no. Ok, laboratorio. Allora, Gianmarco, esperimenti. Allora, vediamo un po'. Ogni volta che bypassi una porta di sicurezza, ogni volta che spendi due o più gemme per una stanza, o le prossime 3 volte che apri un locket trunk. Onestamente forse meglio i dadi a questo punto. Fai tipo con... magari con le gemme. Ok, facciamo così. Trasto tranquillamente. Molto figo, ma una certa si perde tanto, no? Quando si iniziano a perdere, no. Mi piace il mistero, mi piace che si aggiungano cose alla trama e quant'altro, però ogni tanto dammi una cazzo di risposta, fammi capire una cosa, cioè tieni alto il ritmo per quanto possibile. Allora, te devo rischiare e ti devo aprire per forza. E diciamo che dal lato è andato bene, è andato molto bene. Allora,
Poi ci ha inculato perché ci ha messo la stanza chiusa a chiave, perché il principe è sempre un grandissimo principe. Anche un po' pezzo di me. Allora, c'è una stagione su Disney Plus del live action abbastanza ben fatta, se volete vedere un po'. Gannibal, aspetta, aspetta. Il principe ha fatto il cattivo, quindi me ne messo un attimo in pausa. Tu fai il dispetto a me, io faccio il dispetto a te. A posto. Allora, me la metto. Dramma poliziesco horror. Un poliziotto va in un villaggio sperduto dove scopre dei segreti oscuri e cerca la redenzione. Benissimo, c'è horror, vedo sette, vedo cose. Venduta a posto. Puntate ne sono anche 7. Ok, Regen, grazie mille. Che ho la fascia serale quando finisco live e mi vedo qualcosina. Sono ritornato a vedere Doctor Who perché mi rilassa, però cercare qualcos'altro, visto che poi prenderà una brutta piega la situazione. Già so che sto coperto. Qua è dove stavamo andando prima, mi sono distratto, di qua non c'è altro. Allora, devo andare tutto dall'altro lato adesso. Vediamo di qua che possiamo fare. Ci servi tu. Allora, niente po' di meno che più fiori e una chiave. Almeno continuiamo a farmare un pochettino le stelle e ci rimettiamo alti. Allora, vediamo di qua. Allora, vediamo di qua. Vediamo di qua. Ok. West Wing. Oggetti niente. Ci serve un negozietto per spendere sti due spicci che abbiamo. Allora, non la cucina, ma a sto punto io qua mi chiedo ancora il rubinetto che cosa faccia. Allora, galleria, storeroom, ufficio. A noi ieri ci serviva l'ufficio e abbiamo ripreso anche 2 dadi. Ah, aspetta, ecco che devo fare, già, ma che a questo punto è una delle cose. Dai. Il documento degli scacchi. Meglio che ce lo teniamo sott'occhio. Allora, vediamoci quante più stanze possibili. Non c'è altro, c'è sempre la password del computer lì. Ok, buono. Peccato per la cassa qui, ma va bene. Cioè, ma io inizio a sospettare che noi dobbiamo rientrare nella stanza finale con anticamera. Anticamera di che cosa? Della stanza 46 o della stanza del trono? Della stanza 46, così. Però non esce da nessuna parte, Gianmarco. No, O è negli angoli. Perché non esce, Non lo so. non esce farabutta che non sia altro. Qui era 12:25, giusto? Sì, 12:25. A posto. Questo sempre grazie a qualcuno, il nostro eroe che ci ha salvato nell'ombra, che ci ricordò che avevamo perso il codice. Di qua niente. Raga, ma non è che pure altre password hai scoperto qualcosa, sai qualcosa.
Dacci una stanza attiva per piacere. Eccola qua, che culo. Allora, noi abbiamo provato sopra per quanto riguarda la Tron Room nella zona centrale. Magari in basso? Ma perché qua dentro esce per lo più la... Allora. Questo punto il closet qua, martello ottimo, quindi possiamo aprirci la cassa che era dall'altro lato. Allora iniziamo a mettere qua e mettiamo questo, così abbiamo un bel po' di possibilità e abbiamo di nuovo i dadi a 2. Oh che culo, oh che gioia, Oh, che gioco! oh che gioco. Allora chiusa a chiave, però principe vaffanculo. Commissary ci potrebbe salvare. Allora Shawel, sì. Metal detector. Guarda, compro tutto giusto perché tante volte siamo venuti qui con la bava e non potevamo comprare niente. A sto No, punto sì. compriamo tutto. Tu perché non ti sei attivato? Tu perché non ti sei attivato ancora? Pensa, noi vedevamo qua dietro e c'era la spina, cliccavi e si accendeva, che la cosa logica da fare, c'è un cabinato Sarebbe stato spento. divertente. Saremmo stati due deficienti. Allora, ok, ha funzionato pure di qua. Facciamo così. Ci è andata bene già 2 volte di fila. Il principe alla terza non perdona. Allora, difatti ci ha fregato. Allora, si sta arrabbiando anche perché ci stava andando un bel po' di stanze cattivi addosso. Ok, non volendo. Allora, c'è un po' da scavare anche comunque in giro. Quindi comunque apriamo le porte chiuse a chiave. Io per la cucina l'unica cosa che ho notato è che se ci sta una ciotola che a una certa si svuota, Kinetor una volta ci ha fatto vedere che c'è una figura che ci segue. A questo modo che sia il cane mancante, ma non ho idea di cosa fare. Che effettivamente sì, pure la questione del cane non penso sia solo una cosa nel dire ok sì c'è il cane che non c'è e ti faccio cambiare la stanza ogni tanto. Noi comunque abbiamo ancora un bel po' di cose da fare, quindi alcune possibilità ce le abbiamo. Il problema è capire come o dove far apparire la Tron Room. Che noi l'abbiamo sbloccata, il gioco ce l'ha detto, però non è che ci ha dato mezzo indizio su dove è al limite. Potremmo pensare se va male in questa run, prima che la chiudiamo, tornare un attimino fuori, andare lì all'altare e vedere un attimino che si dice a Rivombroso, perché sennò è un bordello. Allora, alla dining room è pronto. Ok, a sto punto riusciamo anche ad entrare qui. Allora, 1, 2. E qui ci esce sempre la chiave. Tu sei chiuso e abbiamo ancora sempre l'enigma giù da fare. Magari forse devi entrare prima nell'anticamera e ti si sblocca?
devi riempire tutto e ti esce come ultimo, non so. No, lo sappiamo, ragazzi. Sappiamo veramente un cazzo. Cazzo, che deficiente, mi sono chiuso. Sei pronto? Mi sono chiuso senza volerlo. Ti sei Ah, autoprotolato. cazzolo. Beh, non si fa niente. Allora, Marcone per il meme. Vai, così. Metodo Regen potenziato. Adesso sei un Regen di livello 2. Bianca e blu. Bianco e blu. Ok. Blu dice Regan. No, ragazzi. Però comunque li abbiamo presi, ma non servono a un cazzo. Allora, c'è l'ultima stanza. Principe, ti abbiamo voluto bene. Ti abbiamo giocato con affetto e passione. Vogliamo continuare a giocare? Ci fai uscire la Tron Room per piacere. A meno che non esce fuori. Dove? Come stanza quella lì dopo il ponticello. Possiamo vedere, dobbiamo resettare le run. Ti butto pure questa dentro. Questa giustamente l'hai presa, non hai modo di aprirti un varco da qualche parte, niente. Ma noi potremmo scendere giù, riaprirla ed entrarci. Allora facciamo così, usciamo fuori, così mi tolgo pure io sto dubbio No, e siamo a posto. Tanto con i passi ce la facciamo anche perché si è sbloccata la dining. Dove l'ho messa? Ok, dall'altro lato, quindi di qua per la cappella. la cappella sta pure K. La cappella dove? Non ho capito. K. Quello è un altro tipo di cappella che non ci serve in questo gioco. Ma difatti Peccato. stavo dicendo dove? Quando mai ne abbiamo messe Qua. due? Metti cosci. Ma non è utile per il gioco in questo momento, Gianmarco. Sono una bestia. E questo lo sappiamo. Aga gaga. Allora, Vivere la guarda, vita. abbiamo 53 monete. Compra tutto quanto. Così con i passi non abbiamo problemi. Ah, Regan, Allora, comunque sono diventato la spedizione 33. Sappilo. Oltre a voglio essere scendere anche di il re qua. Fantazio. Io sono tutto. Sono l'essere perfetto. Lui è il Self. Sono io. Cells. Ma di certo aggiustandomi, prima mi finisco l'Expedition che è quello che ho più fresco, poi riprendo il Re Fantazio. Io il Re Fantazio non l'ho dimenticato, è sempre qua. Parole. No, Parole. Gianmarco, lo sai, dai. Parole comunque, così, finché il Capitan Tsubasa sempre, da più di 600 ore ormai. E che sta tirando, Da quanto ho capito stanno facendo anche il 2, quindi... Ah, va bene. Si torna a fare altre 600 ore, mi licenzio dal lavoro subito. Fatti assumere dagli sviluppatori come beta tester, assoluto. Vado in... Cioè, vai tranquillo. Vado in malattia perenne per problemi psicologici. Allora. È facile. Tanto comunque abbiamo l'accesso tramite la Foundation, quindi problemi non ci sono. Allora, noi qui dobbiamo trovare solo cazzo di password qua. Altri non c'è niente, non si fa niente. Non c'è una scritta, non c'è un segnale. E comunque abbiamo attivato la sala server. Noi siamo andati qua, c'era Pippo Baudo e qui sopra c'era la sala del trono. Ora, non è il simbolo che abbiamo giù, quindi non dobbiamo andare giù. Qui ci sono solo le colonne, quindi mannaggia culon gli starebbe anche bene. Non so che dirti. Ci buttiamo giù e scopriamo che è tutto un sogno? Non credo. Forse pure la scacchiera c'entra qualcosa, non lo so. Ormai non ho più indizi. Allora, iniziamo ad andare per esclusione. Andiamo adesso, vediamo di aprirci l'anticamera. Rientriamo nella stanza 46 con il Tron Room come carta, che ha detto te l'ho messa nella pool. Quindi noi virtualmente ce l'abbiamo già. Sì. Magari capita qualcosa di diverso, altrimenti dobbiamo vedere
nei quadri, nelle cose, se c'è qualche indizio o qualche documento che parla della Throne Room, ma finora l'unica cosa sarebbe prendere i volumi più avanzati in libreria, le guide per i costruttori. Magari lì c'era qualcosa, ma non gli abbiamo dato il giusto peso e magari ci dà una mano lì. Allora, libreria qui non l'abbiamo messa. A sto punto ce ne torniamo di qua. No. Sì, di qua che devo andare prima alla foundation. Allora. Prendo. Magari esce qualche Tom Bones alla paghetta di 2 che male non fa. Gli indizi sono nel libro New Clue. Il libro ce lo dice, ci ha detto pure la guida là, vedi le cose da un altro punto di vista. C'era una strada. Ci ha detto una strada, è la strada per arrivare alla Throne Room. Fai quel percorso e te la fa mettere. Possiamo provare se vuoi. Allora, mo giusto per toglierci il dubbio totale e definitivo. Però a sto punto è quello, dobbiamo mettere New Clue e ce lo dobbiamo studiare per bene. Che le frecce le abbiamo viste. Ci abbiamo fatto caso e sappiamo che devono significare per forza qualcosa. Ah, ok, sì. Tanto da qua. Quindi mo aspetta un attimo. Quello che mi destabilizza è il primo, perché non è una freccia ma è un aereo. Non so in che modo prenderlo come freccia, capì? Partenza era. Vabbè, però il primo l'aereo là. Non lo so. No, non lo so. Non lo so. Non so niente. Io non ne posso. Però è più. là, Giamma, è là, è Io quello. questo gioco lo odio. È quello. Non lo sopporto. Ma pure se fatto che la piattaforma si alza, a che figa serve? Cosa ci faccio? Effettivamente non c'è, o te lo mette per depistarti, quindi ma è per un- farti credere che serve a qualcosa, ma in Ma è un realtà... trozie. Sai cos'è il trozie? Anche perché una volta alzato noi non possiamo andarci sopra No. e non possiamo neanche tornare indietro, quindi ti rende il tutto inutile. E tu ti apri. Altre non funziona, ma. E fino a qua. Adesso ci fai il teaser. No, non ce l'hai fatto. Perché già sappiamo che c'è la stanza 46. Agente O 46. perché c'è una porta normale. Allora. Tu cosa vuoi? Cosa vuoi? Che vuoi? Noi te lo vogliamo pure dare. Ma cosa vuoi? Io più di fare così. Ti premo, ma non fai niente. Provo a girare cose così. To, guarda, ti faccio così. Ti metto così. Deve essere questo cerchio da qualche parte. To. Minchia, se se lo prendeva era la fine. Lo so, sì. Che noi ti abbiamo visto, ma non ti abbiamo visto così. I Trozzil. I Tronglets. Noi qui ti dobbiamo fare lo stemma della tua casata. Ma non è uno stemma questo è cerchi alchemici. Però vedemmo che il libro, quello là che abbiamo sbloccato, che per completare tra virgolette il gioco, ti devi comprare perché trovi la riedizione, la prima edizione Sì. rotta nelle gallerie. Allora sto vedendo un attimo. Vai. Documenti, caso mi viene qualche fonte di ispirazione o altro.
No. Io penso che qua ci serva un aiuto perché già mi sto leggendo nel dettaglio tutto. Allora ti dico subito. Tempo, lo stile dei raggi. Per identificare lo stile dei raggi usati nel sigillo, ci serve per mostrarci cosa i regnanti pensavano di quel meteo. Alcuni sono intuitivi come i fulmini, altri sono un pochettino più impegnativi e bisogna studiarli. Aspetta voi. Aspetta un attimo. Voi siete Corarica. Allora, l'unica cosa che potremmo pensare di fare in libreria, prendere il libro, uno dei primi dove c'era la storia del regno. Sì. Magari c'è qualcosa lì, qualche disegno che possiamo vedere in modo diverso. Sì. Che noi l'abbiamo visto, ma era lore, quindi siamo andati avanti abbastanza velocemente. Magari c'è qualcosa lì dentro a sto punto. Andiamo l'ultima che è aperta. Allora, che se no non so dove potremmo andare a sbattere. Fatto sta che noi il finale normale comunque l'abbiamo preso e già questa è un'ottima vittoria per noi. GG. Gigi sta dentro a Anche questo è vero. Però il throne room è una stanza importante, uno per quello che devi fare per prenderla, due perché è la stanza del trono. Blueprints. Allora, mo noi da qua ce ne torniamo a nord, entriamo dentro e vediamo che succede. Arriviamo davanti alla porta, ci appare un tastierino con un codice e ci darà l'indizio su dove trovare il codice e noi scopriremo che sul tavolino ci sono 8 semi. Se tu vedi quegli 8 semi in 3 stanze diverse, trovi il codice. Noi non ce ne usciamo più da qua, già, ma no. Guarda, sai cosa stavo pensando prima? Il fatto delle 2 tende. Io voglio capire a che servono, però se fosse stato quello l'oggetto non al momento disponibile, io avrei pensato Tiserino del secondo, 2 tende. magari Però è sbloccabile come oggetto. Però sto gioco in 2 non ha molto senso. No, già, ma allora guarda. Allora, Regen, vogliamo continuare a divertirci? Io mo dico una cosa, fai una clip cortesemente. Poi tagliamo sviluppatori e tutti. Cortesemente, fate Blueprints 2 in coop. Fatelo in coppa, anche split screen in qualche modo. Noi ci mettiamo qua, piano piano risolviamo tutto. Ma che senso ha? Tu lascia fare, noi facciamolo fare. Lanciamo l'idea. Ma che cambia? Regen, a te questa idea piacque? Non capisco. Cosa serve? Perché mentre io perdo la testa in una stanza, pensa agli enigmi con stanze combinate. Allora si ti fa fare le stanze, uno ne fa una, uno ne fa un'altra, il gioco perde di senso, perché così ti sblocchi una marea di percorsi No, senza sprecare aspetta, risorse. immagina sempre un sistema a mappe così. Però naturalmente ti modifichi chiavi, soldi e quant'altro, però ci puoi aggiungere enigmi. Ad esempio, si sblocca la spare room, il nuovo tipo, dove io devo tenere una leva qui e a te ti si apre una cosa qua. Quindi uno mantiene la cosa qui con un inventario condiviso, quindi non è che 2 di loro hanno il doppio degli oggetti. In coop, secondo me. Non lo so. Secondo me. No. Allora, no, ce ne dobbiamo andare soltanto di qua. Qua avevamo aperto tutto ed era di qua. Ci sta. Quello già ci sarebbe un gioco del genere, però non lo possiamo fare perché serve un altro PC. Io un paio di titoli così ce li ho. Mo domani devo rivedere quello di cui
gli parlai ieri, che se riusciamo a portarlo, Ecco qua. però l'altra volta non abbiamo No. potuto esaminarla. C'è Attenzione, una chiave là sopra. attenzione, insomma, dove? Fermati, aspetta. Prima di toccare tutto, giriamo prima la stanza. Visualizziamo tutto. Allora, tempo. Orologi. Stemma dei Jones, ma non si può. Jones, ma non si può creare. Strani cubi. Finestra La per finestra fuori. sul cortile. Poi Sinclair. Non possiamo riprodurlo. La luna. Tu qua c'è qualcosa. Qui dietro c'è Oh, qualcosa. magari si può essere. E Epson. Magari sono le famiglie originali. No, sì, è la famiglia. Però. Allora. Oh, Foto. no, Gianmarco, ci sono 8 Tutte chiavi. le chiavi allora. dobbiamo trovare. Dove cazzo stanno ste Ora chiavi? le troviamo Mo? tutte. Fai foto adesso. Obbedisci. Qui è scritto dove stanno le chiavi. Noi mo ce le studiamo. Tutte Allora, quante. aspetta, facciamo così, guarda. Regan, prendi carta e penna. si Allora, studia. Regan, il gioco non è finito. Andiamo avanti. Allora, Gianmarco. La prima chiave trovata qui sul rango più lontano, perché è la stanza effettivamente più E ci lontana. troviamo. Il secondo chiuso ermeticamente nel cavo di una Ci banca. serve una chiave delle cassette E probabilmente. noi le troviamo una ogni morte di papa. Così. Papa, speriamo che non si colleghi mai sente morte di papa. sennò- Panaccia la troia. Sì, Ecco, poi il terzo in alto tra tutti gli orologi, La torre secondo me così. la torre quella La torre dell'orologio, dell'orologio, questa. il quarto in basso sotto tutti i moli e l'abbiamo trovata. Sì, quindi le prime due ce le abbiamo in La passi. quinta chiave è tenuta da Stanza un re del sul trono. suo trono, la stanza del trono. La sesta in una stazione lasciata da uno dei tuoi. Le miniere forse? Stazione ferroviaria, la delle miniere coi carrelli? La settima è importante se la prendi molto tardi. E l'ultima chiave ti aspetta dietro l'ultima porta delle 8. No, come- L'ultima porta delle 8. Sì, l'ultima chiave scusa, io per entrare in come una la stanza mi serve apriamo? una chiave, ma se tu l'ultima chiave me la metti dietro la porta, io gioco. Ma perché ci ha dato Vabbè. sta botta adesso? Cioè, Vabbè. Noi mo innanzitutto dobbiamo riscendere e dobbiamo andare ad aprire un'altra porta, perché ci abbiamo un'altra chiave. Sanctum. allora, io se ti prendo... Secondo me finisce il gioco. Lo zio, se finisce la partita mi intossico. Allora, io prima torno indietro. C'hai 67 passi. Io prima torno Ce indietro. la facciamo. Ma anche qua noi pensavamo, lo stavamo prendendo in questi giorni, vabbè, l'abbiamo finito il no, gioco, dai. quello non l'abbiamo fatto, è vero. Non siamo andati nel tunnel Dobbiamo con la scendere il barca. livello dell'acqua. Bravo Reagan. Però se poi dobbiamo trovare il livello giusto dell'acqua. Allora, noi lo stavamo prendendo con leggerezza, vabbè, l'abbiamo finito, non c'è niente più da fare. Ah, vabbè, quindi una porta soltanto, quindi le altre è casuale. No, ci sono 8 chiavi misteriose, trovale. Il gioco non finisce mai. Capito, Gio? Ma tu ci hai fatti il tuo sangue per arrivare nella 46? Non ricordo. Vabbè, poi vediamo quando viene il momento, Reagan, non ti preoccupare. Però più che altro a questo punto oggi la teoria della Throne Room là dentro svanisce. Quindi la Throne Room dove spona? Ecco, siamo tornati al problema di prima. Ma non so. Dovete sbloccare la porta rossa. Ok, dobbiamo andare prima a quella porta. Cos'è fatto? Oh, quella là sotto dove c'erano i livelli della Pump Room. Ti ricordi che ne abbiamo sbloccato, abbiamo trovato il livello giusto dell'acqua perché ce Sì. l'aveva cercato Reagan. Sì. Se noi aprivamo prima la porta, il portone rosso che si prendeva facendo un giro da dietro, Ok. trovavamo tutti i livelli dell'acqua che devi mettere nella pump room per fare tutto. Ah, quindi aspetta, lo possiamo Quella volta fare. dicevi tu. Lo possiamo fare. Fermi tutti, Pippo Baudo. Abbiamo la boiler qui. Aspetta un attimo. Aspetta un attimino. Perdona, ma mi ricordavo che stavolta l'avevamo messa. Quindi almeno così non buttiamo una run. Quello che dicevo io era questo, che è identico a quella cosa lì. Quindi Prova. noi dovremmo, non così, così, ed è acceso. Sì. Quindi noi adesso Esatto, infatti ti ha detto Reagan. riscendiamo giù
E dobbiamo vedere se lo No, possiamo... però noi dobbiamo andarcene giù, non dalla fontana. Sgrondel pensa di averci poldato e invece no. Suka. Abbiamo colpito il principe e duramente ha tentato di darci una Oggi che botta, c'ha ma colpi di sangue, c'ha ma sblocca 7 porte. Tu sei pazzo. poi dopo queste 7 chiavi noi sbloccheremo 8 mini gemme che sono sotto i tavoli e le dobbiamo cercare dopo aver messo tutte le stanze. Oh, già, questo gioco non finisce Con la bene. chiave Ok. apriamo l'8ª porta. Quella tutta a destra. Perché se nell'8ª c'è un'altra chiave, come ha detto il foglietto, Se le apri prima tutte e 7 ti autofotti in forse ti automatico. fotti. Apriamo l'8ª. Così ce la Però aspetta, c'è togliamo. una variante. Dimmela Quindi adesso. noi dobbiamo trovare una chiave, Sì. fare questa cosa qua. Lui non specifica da sinistra a destra o destra verso Eh sinistra. no, io vado per come Io si vado da mette. sinistra verso Esatto, destra. come scriviamo. Quindi Quindi immagino sia una quello. l'apriamo. Apriamo quella in fondo a destra. Esatto. Casomai Se troviamo c'è la la prossima e chiave. apriamo quella a sinistra. Così diciamo sta cosa, dovremmo stare tranquilli. Poi c'è la domanda sul quella se la prendi troppo tardi. No, non voglio sapere. È una stanza con orologi, ma già là la torre sappiamo che c'è. Lì serviva la broken lever, giusto? La leva rotta. Forse sì. Ok. Mi viene un po' da piangere. Regan, perché ti viene da No, piangere? Regan. Non piange. Non te lo Per favore. l'abbiamo già detto all'inizio. Ci mettiamo 2 mesi perché continuano a uscire cose. Noi continuiamo a giocare. Sempre, per sempre. Un po' ci date una mano voi, un po' ci andiamo a vedere non la soluzione, ma come arrivare a quella. Prima o poi lo finiamo. Allora, io vacco. Vai. Sì. Tacci tua. Allora. Ecco, c'è un altro problema. Allora, quindi, noi abbiamo contemporaneamente, stavamo girando pure per risolvere quello di prima, non abbiamo trovato la soluzione, va bene. Voglio morire. Voglio morire. Quindi, facciamo sta cosa qua, noi inutile non se, proviamoci, possiamo esplorare una nuova stanza, cosa buona, però, altre chiavi da recuperare, altre stele da trovare. A questo punto a me preoccupano gli orari da mettere in sto gioco. Capiremo anche quello in qualche modo. Ci facciamo aiutare la 7. Sì, ma la chiave dove ha detto che c'era una chiave nella stanza? Gira un po' qua dentro così, fammi vedere un pochettino qua attorno. No, cioè, ma non c'è niente. Tu devi... No, guarda bene. Secondo la testa bagata del principe, perché il principe non sta bene con la testa. Tu entri qua, dici, ah, è quello. Allora tu ti metti qua. Aspetta, mo faccio un po' così. Mo faccio un po' così. Metto così. Premo qua e si attiva. Lui pensa questo. Noi però uno l'abbiamo trovato, 2 li abbiamo trovati. Quindi vuol dire che minimo ce ne sono 7 in giro. No, 6. Noi ne abbiamo trovati 2, ce ne sono altri 5. Dove cazzo stanno? Punto di domanda. Stanno altri 6, scusa, lo zio. Calcolando che nell'ultima porta forse dovrebbe esserci o una chiave o qualcosa di particolare, ce ne sono solo 7 forse di sti cosi qua. Il problema è che a risolvere questo per avere la chiave. Non penso, già, ma questi li devi completare tutti e si sblocca forse la porta per il vero finale. Forse per ottenere il vero finale devi fare tutta una route per prendere la Throne Room. Poi tu fai qui, risolvi questi 8 cosi. Tu dici, io devo fare una cosa. E se esce la porta con cui, dopo averla aperta, puoi settare la stanza del trono. Che la stanza 46, il gioco ce lo sta dicendo, non è la vera stanza del trono. Durante il gioco molte volte il gioco ce l'ha detto, tutti si chiedono dov'è la stanza 46, ma per come è un pochettino la lore del gioco, nessuno si è mai posto effettivamente la domanda, ma la stanza del trono dov'è? Visto che questo è un regno, il gioco ci ha fatto capire dall'inizio che questo è un regno su cui queste persone hanno costruito qualcosa, hanno fatto esperimenti e hanno creato una dinastia.
No, io non voglio sapere. Per ereditare il tutto tu devi salire al trono, quindi la stanza del trono non la fanno trovare a tutti, te la devi trovare. Quindi il bisnonno ti ha detto tu vai nella stanza 46, ma tu non hai fatto niente. Io a Quindi breve, il vero sai dove finale è salgo? questo. Salgo nell'alto dei cieli io a breve e prendo qualcuno e lo faccio scendere. E gli dico, ehi, Quindi tutti, secondo me, sai cosa hanno capito? Che entrando nella stanza 46, finito il gioco, non l'hai finito. Non l'hai finito il gioco. non credo sia... Non so- penso ci siano pure loro in mezzo. Forse sì, vabbè, in realtà forse un po' lo erano. Vabbè, comunque abbiamo preso un altro palo nel culo. Mo' che facciamo? Che c'era rimasto? Ah, dobbiamo La prendere corona. A questo punto possiamo prendere la corona. Ti abbiamo portato un fratello, così non stai da solo e ti fai compagnia, anche perché ci vorrà un po' di tempo qui in giro. Ok. Allora, a sto punto possiamo andare nel corridoio e ci facciamo Sì, la foto porta qui. rossa. La porta rossa abbiamo trovato. Ma da dove cazzo era? Da qualche parte? No, è il corridoio qui a destra. Il corridoio, sì, C'è il corridoio piccolino, piccino, picciò qui a destra. Eccolo qua. Eccoti. Wow. Ma mi scusi, Wow. io pensavo un muro con dei disegnini, a posto così fatta, finito. No. Che c'è mo qua dentro? Noi prima l'abbiamo nominato, ma quello alzare sopra Però non serve a niente. possiamo scendere facilmente. Possiamo risolverci quindi proprio non si l'enigma. Cioè, ma perdonami, ma sto No, gioco no, stasera si sta può. mettendo No, proprio di... Vincenzo. No, non ho Dacci capito. ressa, Allora, te che hai voluto fare sto gioco. allora, noi dobbiamo arrivare là. Vabbè, tanto la piattaforma, scusami. Però c'è anche qualche altra cosa là. Ma no, aspetta, abbiamo pure girato. Mamma, voglio morire. Però io adesso ho solo un problema, Gianmarco, è un fatto logistico che vorrei farti capire. Allora, se non muore adesso, no. Allora, abbiamo ragionato. Abbiamo trovato una mezza soluzione. Possiamo farcela. Allora, noi andiamo di qua. Vabbè, calcola che a prescindere mo la Pamprum l'hai settata che questo posto è aperto. Quindi noi possiamo venirci ma in qualunque momento a inizio run, pure se non ce la facessi. Sì, sì, quindi pure la Pump Room resta attiva. Quello Quindi ormai sotto l'hai penso... girato. Quindi non devi manco più andarci alla Pump Room se dobbiamo fare solo questo. Entriamo direttamente, la Allora. porta è già aperta. Mona, che cazzo Adesso ti spiego il mio dubbio, Gianmarco, Dimmi mo ti tutto, faccio guarda. capire tutto. Voglio morire. Voglio morire. Regen, uccidi. Abbiamo detto facciamo due passi avanti, stasera ci siamo messi altri 8 enigmi sul groppone, va bene? Ma quindi chi ha finito il gioco cosa intende? Che io mo sta cosa voglio capirla. No, Fabio, No, quando allora. sei, contattare. Allora, io mo sui forum e in giro, il primo che sento dire ho finito Blueprints in 3 giorni. Dove sei arrivato? Sono entrato nella stanza 46. No, no, no. Entra subito nel gioco e te lo finisci. Poi possiamo parlare. No, merda no, Vabbè, merda per no. incoraggiare. Ma noi da che cazzo di punto siamo usciti? Che era quella tutta di qua? Allora, noi quella è il passaggio con cui possiamo muoverci liberamente. Io il problema ce l'ho col passaggio successivo. Noi la leva che alza e abbassa tutto la conosciamo, sappiamo. L'abbiamo già utilizzata, abbiamo detto è questa, che cazzo serve? Ce ne siamo ricordati prima e ci siamo chiesti a che cosa servisse. Però noi quando l'alziamo siamo fermi qua. Ora, tu Gianmarco, nell'alto della tua saggezza, noi da qui, adesso, come cazzo torniamo sopra? Ci buttiamo giù? Non penso, perché il principe fa una brutta fine. Allora, teoricamente, se tu lasciassi così alzato e chiudi la giornata, può essere che rimane alzato. Sì, sì. Però non prendiamo la corona. No, Gianmarco, aspetta. Che hai pensato, Lozzi? Tanto qua ormai ci possiamo entrare liberamente. Andiamo a Prendiamo la corona. La tua giocata mi è piaciuta. Potrebbe Lo freghi fungere. così, bravo. Non ci Penso, avevo proprio può essere, pensato. sto dicendo una No, stupidata, però. La posizione degli oggetti e le cose che fai resta. Sono gli oggetti che prendi dalla casa. Il gioco ce l'ha detto dall'inizio che restano. Quindi cambiare una cosa del genere, ma teletrasportarci all'inizio, penso che ce lo faccia fare. Quindi noi mo andiamo a prendere la corona. Iniziamo la run, ci settiamo tutta la strada
e veniamo a fare sta cosa. La consumiamo una giornata, tanto quello che dobbiamo fare già lo sappiamo. Ci interessa Tanto niente però- perdere una giornata. Tutte le strade come cazzo si fa ogni volta? Ma una volta che Un noi ci giorno sblocchiamo per quello ogni sotto, cosa. lo possiamo muovere. Lo possiamo Sì, muovere. guardando al finale, Lo sì, possiamo ma sto muovere. facendo una cosa, là. Allora, a sto punto ce ne dobbiamo andare per di qua. Credo che la corona farà finire col finale che abbiamo fatto l'altra volta, secondo Lo me. penso pure io, però Però- metti che sblocca qualcosa di nuovo, anche No, perché ci ma abbiamo non è- ancora uno shop. Sì. Mo ti fa, hai sbloccato, puoi andare alla throne room, trovala. E io mi sparo in bocca. No, aspetta, ho sbagliato strada, No, ma quindi vabbè, non è con i la throne room, punti. mi sa. Ci può andare di culo Sì. se la corona ti attiva qualcosa e non ti fa finire la run. Eh, Torniamo giù e ci magari un troviamo fatti trofeo. pure sta cosa. Un altro trofeo, così, per ridere. Però comunque C'è dovevamo nient'altro? entrarci. Allora, Cioè, cassetti e assicuriamoci cose bene. varie, niente. Oh, aspetta, Guarda, zii. aspetta. La secret room non è sicura come pensi. Abbiamo le tue lettere. 8 lettere, 8 pagamenti. 100 gold. Instructions da seguire. Oggi ci hanno dato quello che ci segue. Sì. Fai foto? Fai foto, subito. Un cazzo di guaio anche stavolta. Questa è collegata alle lettere rosse. E come gli vediamo 100 gold? Le istruzioni seguiranno. Una volta che le abbiamo trovate, lui si fa vivo e ci dice un altro mistero, Gianmarco. Non ce la faccio, ragazzi. No, vera. Sì. No, raga. Sì, prendine Raga. una anche per me. No, cioè, va bene. Io pensavo che erano cose secondarie, Meno invece male il che abbiamo gioco. controllato. No, allora, mo, battute a parte, a noi fa piacere che Ah, continui. per carità, ci divertiamo. Il fatto che sembravano cose secondarie, ma per terminarle, che noi abbiamo detto, vabbè, le 8 lettere, ma che cazzo ce ne fotte? Ma lasciamole lì. Sì, che No, cioè, Gianmarco, devi no. comunque finire il finale base per arrivare qua. Quindi comunque devi finire il gioco almeno una volta per iniziare a farsi fare. Quindi io con tutto questo, il primo che sento dire, ci ho messo 3 giorni, sono entrato nella stanza 46. Non hai fatto niente, bro. Non hai fatto niente. Non hai fatto un cazzo. C'è nient'altro? A questo punto oggi il dubbio viene. Quindi questo mette un ulteriore alone di mistero sul tutto, Gianmarco. Ok. Quanti cazzo di casini abbiamo fatto noi per arrivare qui? Parecchio. E tutti parlavano. Allora, noi abbiamo capito che per diventare e completare completamente il gioco, devi diventare il re. Questo gioco? Un'altra cosa da fare. Aspetta, Otto questo ce l'avevamo. questo ci abbiamo la Questo foto, c'avevamo fermi, la foto. fermi, Però però i erano numeri simboli, in ordine di potenza. no. 8 reami in 8 mesi. Forse chi è l'ordine di caduta? Allora, prima che mi dimentico la cosa che ti dicevo prima, Dimmi. tutti nel gioco, tutti i documenti che abbiamo trovato, tutti si chiedevano dove era la stanza 46. Perché nessuno è riuscito a collegare il fatto di tirare la leva in alcune stanze segrete per entrare. Sì. Poi noi abbiamo scoperto sta cosa della stanza del trono. Però la stanza 46 nessuno l'aveva mai trovata. Quindi chi cazzo ha messo sta lettera qui dentro? Qualcuno è riuscito ad Qualcuno che ci entrarci. è arrivato. Allora, altro mistero. Fai foto? Ma io la odio la mia vita, la odio già di base, oggi la odio ancora di più. No, Gianmarco, dai. Francesco ha ragione. Francesco ha ragione, Francesco. Dai Gianmarco, dai. Questo gioco deve morire, deve esplodere chi l'ha fatto. Mannaggia quella puttanaccia. Cos'è la Papuasia? Cos'è? Regen, dimmi che non hai usato quella corda. Ti prego, dammi aiuto. Quanto anche tu. tempo fa la facemmo la foto con la mappa di tutto? Non mi ricordo. Scia la miseria. Esatto. Però i numeri mo come cacchio li mettiamo? Non possiamo farlo adesso. Dobbiamo tornare un'altra volta qua a te. Vabbè, però, Gianma, in 2 giorni ci siamo tornati. Ma oramai sì, siamo si abbastanza torna. skillati, riusciamo Però a che farlo. palle. Allora, io non trovo la foto, però forse è un pochettino più qua. Non è che non l'ho fatta?
No, non la trovo. Certificato di nascita. Qui è quando No, facemmo. zio, ho capito come si fa. Vai, vai, vai. Ma ti trasto proprio 1001. Non lo potevo fare. Io metto questo qua, metto questo qua. Sono proprio collegamenti. Sono spostamenti da fare. Noi di simili li abbiamo visti nel No, laboratorio. allora no, bugia, non ho capito come si fa. Che quello che avevo pensato io era, siccome la foto del libro era che in ogni continente c'erano dei simboli, dietro le porte ci stanno i cerchi con quei simboli. Ogni simbolo sta in una porta, questi sotto Allora, già Mox, questa sai cos'è? È Dimmi. tutto collegato il gioco ed è bellissima sta cosa. Allora, la lore del gioco noi la stiamo seguendo poco. Ma ci dobbiamo un attimino interessare per risolvere il tutto. Questo sai cos'è? Sono gli spostamenti di una persona. Eh, L'unica persona di cui stiamo avendo notizie che era scomparsa e che era stata vista in giro era la mamma. sì. C'erano collegamenti simili nel laboratorio. Quindi ci conviene vedere il laboratorio, magari Mm, se no 8 lettere, le lettere rosse sono 8. sì. Quindi magari c'è un nome di uno dei continenti lì, Mm, le lettere hanno delle date, tu le metti in sì. ordine e ti vedi in che ordine si è mosso e Potrebbe li metti essere. qui. Sì, sì, potrebbe essere. Allora, Vabbè, comunque possiamo ce l'hanno inviato. ottimizzare pure in un altro modo. Che potevi fare? Noi siamo in alto altissimo. Aspetta. Ok. Possiamo recuperare una run senza che abbiamo troppi problemi. Allora, ce ne andiamo di qua. Ci abbiamo il boudoir qua vicino. E lì c'è una delle lettere rosse. Quindi la possiamo analizzare almeno un pochino. Senza che poi ci dobbiamo un attimino preoccupare di rifare uscire la stanza, ricordarcene tutto. No, zio. Che c'è? Che c'è? Possiamo fare forse pure un'altra cosa. Io mo ci sto Vai, pensando. vai, buttiamo tutto in mezzo, Momento. Giamma. Allora, Ti aspetta. ricordi che ho detto prima il fatto di lasciare, chiudi la run col coso alzato? Sì, Non c'è bisogno. Questi stanno dietro le rune. Questa è la quarta. Mo ve lo dico. Che se... no, aspetta, intendi? Regen, Aspetta. se so spoiler, no, evita, non dire niente. Ah, vediamo un attimo la lettera di nuovo. 8 stanze, 8 simboli, 8 reami. Mm. Non ci sono nomi di posti. No, il mio piano se è andato a farsi No. fottere. Allora, quello che avevo pensato io era la stanza là. Ah, ok, nel senso io ve lo Ah, no, dico. scusami, no. No, pure io non Ok, c'avevo ok, fatto ok. collegato. Noi, Ma che mi sto divertendo, quindi arriverò a un certo punto dove dirò, ragazzi, troviamo il modo per darci un aiuto, però mi piace investigare in questo modo qua, quindi allora posso? vai tranquillo, vai tranquillo. No, ma mi dai ascoltare, che sennò parla No, bacano. no, vai. Allora, Metto noi pure la mappa. per andare alla parte là dietro, tu Allora, mo la c'è parte là dietro, aspetta, dove allora, intendi? parlando sempre della piattaforma sotto che dobbiamo tenere Ok, alzata, noi tu lo puoi fare in una run, perché la porta rossa, quando tu ci sei andato, tu sei andato direttamente là, ma quello era un altro shortcut andando dritto, era all'esterno un'altra volta, che ha sbloccato uno dei passaggi. Prendi l'ascensore, sei abbastanza vicino all'uscita? sì, già ma su 2 stanze Ok, possiamo scendere giù. Di qua e di qua. l'ascensore esterno oggi, Ma aspetta, visto che stiamo facendo parecchi ragazzi. movimenti, cazzo, vabbè. Però aspetta, così rischiamo di non prendere la corona, però.
Allora, aspetta, Giamma, la possiamo fare pure domani mattina, sta cosa. Sì, 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 meglio, togliamo sta lana, prendi la corona e finiamo. Quindi mo dobbiamo assolutamente trovare le password delle casce forti. E noi ne abbiamo trovata una e grazie sempre alla nostra anima pia che ci aiuta, l'abbiamo trovata. La seconda ce l'ha detta Setti e non sappiamo dove l'ha vista. Dove Vabbè, stanno le ragionamento altre? di Reagan e calcolo di Setti è stato che Reagan aveva fatto il ragionamento giusto, che aveva Sì, ma contato le correttamente. altre dove Tanto non stanno? ho più pallida idea, Enzo. Non ho capito, scusa, non ho capito. Allora, È un concetto. lo Z per far apparire la Tron Room, giustamente tu devi... in questo regno c'è l'usanza, ti porti tu la corona dietro. Da fanno trovarlo. Dici magari così può Sì, uscire, non lo so. allora, quindi... Allora, l'effetto è quando drafti la prima volta una red room, puoi rimuoverla dalla draft pool del giorno. Se lo fai ti dà una gemma e, rigiri, rerolli i piani, però è una volta, la prima volta. Quindi funziona una volta sta cosa. Quindi comunque ci possiamo togliere quelle stanze rosse tipo togli metà energia tranquillamente. Però tu questa la prendi. Sì, Però... allora questo è da un lato un piccolo easter egg perché tu hai finito il gioco, Mm, guadagni la corona del principe. Questa mo è fissa, non credo che si per levi. quello dico, se non è fissa è inutile sta cosa, Anche perché perché per arrivare qua arrivarci, alla fine, questa mo è scusami, fissa e giustamente l'hanno messa sia come piccolo regalo che ci come sta, comunque cosa attiva. Perché tu speriamo. arrivato qui dici ok, che magari il gioco quando pure ti sblocca l'altra modalità ti conta solo una volta il video, che noi ci hai fatto caso pure prima, abbiamo fatto pure la battuta sul non far vedere il video della stanza 46, quando siamo entrati non è successo niente. Vabbè. Rientri e da qui capisci che il gioco non l'hai finito, non l'hai finito perché c'è altro da fare. Vabbè. Ma questo che cosa fa? Questo Ah, questa è la... mi sa che è la... come si chiama? La dining, forse? mi sembra la dining, ma non c'è niente comunque No. è la kitchen. Sì. Già, ma dobbiamo mettere vicino la dining e la kitchen. Proviamoci, se ci capita lo facciamo. Mi fammi vedere il foglietto pure là sopra, per cortesia? No, ok, pensavo ci fosse qualcosa di disegnato sulle porte. Allora, vediamo un attimo meglio sta. Madonna mia. Ci siamo girati 3 secondi, sono uscite altre 4 cose. Io mo sai che sto pensando? Mm. Martello. Però non so crepati. Che abbiamo. Qui Quindi c'è ora ok, che ok. non funziona perché non so crepati. Ok, questi siamo noi, quello là. Allora, Gianmarco, aspetta, altra Ci cosa, stava un altra divano cosa. nella dining? Aspetta, Facciamoci le foto a questi, sì. aspetta, Gianmarco, aspetta. Facciamo le foto a tutti. Aspetta, dammi a me il pad, io te li sposto e tu fai le foto. Ok. Allora, dimmi quando hai fatto che vado avanti. Perché me le faccio sul telefono che ogni tanto mi viene la voglia di andarmele a vedere e cercare di capirci qualcosa. Poi mi inizio ad incazzarmi. Ah, L'altra cosa, Gianmarco, mi ti ricordo, manca un busto. che è il nome della mamma. Quindi per il fatto che se n'è andata. Quindi secondo me a livello di trama, la mamma ha scoperto qualcosa sulle reali intenzioni e su Sì. quello che succedeva e si è allontanata. Dicevi che 12 ci stava un passi, non ce divano la nella facciamo. dining. No, non ce la facciamo. Non abbiamo chiami, non abbiamo un cazzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, dobbiamo skippare la run e sta cosa la facciamo domani. Così vediamo pure se ci resta il fatto della corona. E comunque una giornata, pure che la perdiamo. Anche abbiamo fatto tutto il possibile. Oggettivamente sì. Allora, noi iniziamo a porci il problema delle chiavi che ci mancano, tranne che per le ultime due dove c'è la cavolina. Allora, spiegherebbe la cutscene di lei che guarda triste il figlio vestito di rosso.
No, ma difatti noi quando lo abbiamo finito, proprio tutto finito, che vediamo il vero finale e il gioco dice ok, basta, non c'è più niente, ormai penso che sia uscito da qualche parte. Quindi ci Però non troviamo un sta, bel video con la spiegazione della lore e ce lo vediamo. Non c'è la corona, però io vorrei far uscire almeno una stanza rossa. Per vedere se magari... però Sì, te lo dovrebbe far vedere. le metto proprio velocemente giusto per... Ah, che se no è uno Ok, spam, non eccola serve a un qua. cazzo. No, quindi è da usare. E come cazzo fa? Va bene. Ma... Magari comunque la puoi utilizzare. Ah no, aspetta, noi dobbiamo scendere comunque per la foundation. No, aspetta, per fare questo fatto qua che ti ho detto io, dobbiamo vedere prima da fuori. Perché devo avere la conferma da fuori, non dalla foundation. Quindi vuoi che andiamo fuori pure per Sì, il fatto di là? sì. Ok. Allora, noi ci siamo già fatti la strada. No, A questo punto. dammi questo. Allora, aspetta. Ma Questo le stelle sono facciamolo per là. sicurezza. Magari ci dà qualche passo, qualcosa. Giustamente. Giornata buona quando esce. Quando noi la dobbiamo skippare. Deve essere il contrario, Gianmarco. Tacci tua planetario. Allora, Sì, dura. ok, dimmi dove. Allora, scendi per le scale là a sinistra Ok. e prendi l'ascensore mistico. Ok. Oh, abbiamo sbloccato finalmente l'ascensore, non ci sarà più niente. Il cazzo. Allora, zia, aspetta. Se l'obiettivo, il trofeo, completalo in un giorno, se davvero tutto quello che c'è da fare non è primario o secondario, ma sono vari tipi di puzzle che risolvi per arrivare in un certo modo alla soluzione comune, avendo tutte le password delle cassaforti, avendo ce la puoi tutto, fare. ti organizzi la run, si può fare in una giornata. Però in un'ora. Allora, Un'ora corri come la boattella devi viennese, devi però, resettare una marea di volte in però, un'ora. però va bene. Mamma mia. Mamma mia. Allora, tu dici dal corridoio Una di qua. queste porte qua, Questa no, qua. mi sa che è questa. No, questa qua, sai dove va? Questa dov'è? Questa va dietro, dal lato del lago dove è chiuso qui per la tomba. Dove abbiamo il carrello davanti. Ma non è un problema, perché per quello che dobbiamo fare noi... No, però se poi lo sposto No, dopo no, siamo aspetta. fottute. Torna indietro. Io voglio continuare ad esaminare qua perché... Noi se andiamo dall'altro lato, ci troviamo per il lago. Ok, allora aspetta, esci di nuovo sul corridoio esterno poi. Ecco qua. Noi siamo Sì. di qua. No, questo mi trovo. Ora. Aspetta, io... Una cosa che non abbiamo visto. Vai. Quindi mo qui è pieno d'acqua, quindi non puoi passare. Non c'è neanche un premio perché siamo arrivati qua. Niente. Vabbè. Premio Vabbè. il mongolino d'oro. Ce ne eravamo convinti che ci fosse un'ultima cosa da fare, ne sono spuntate 9. Porcaccia la... Anzi, no. Tra chiavi, due puzzle lì, quello e quell'altro abbiamo trovato 10 cose nuove da fare in neanche 5 minuti. Che amarezza. Ok, continua a destra. Qui c'era l'altra parte con il libro, quello là rotto. Mi ha già mangiato qua su dubbio. Allora, aspetta, senti un attimo, io ste parole No, me le questo segno. è uno che ci vorrebbe servire. No, questo è un esempio. Sempre Questo è un l'esempio. esempio. Sì, ma tanto ci conviene leggerlo dal libro fatto per bene. A me mo sai che idea mi sta avvenendo? Come ci devo mettere e la faccio? Non me ne frega, pure se butto i soldi. Vedo di prendermi i nomi dei libri, perché noi ci siamo fatti le foto, ce le abbiamo sul telefono. Non penso sia barare, perché No, ma abbiamo noi trovato siamo dei tutti 10 principi volte. moderni. Io mi prendo le stesse immagini da internet, le stampo, Ce le metto in bello qua e ce le mettiamo in posizione Vai. comoda quando serve qualcosa, così quando dobbiamo leggere ce le leggiamo per bene.
Poi se domani vado su internet e c'è... ah no, ce ne dobbiamo tornare mo dall'ascensore, Sì. giustamente. Magari c'è qualche anima pia che ha creato i PDF e cose varie. Godo. Gli faccio una donazione se faccia qualcosa perché sei un santo uomo. Quindi noi ci mettiamo con i libri davanti, proprio li mostriamo in live e facciamo vedere come ci siamo attrezzati per sta cosa. Abbiamo trovato i codici, abbiamo trovato tutto. Se non esce il vero finale in qualche modo, succede il bordello. Se risolviamo tutto questo ed esce altra roba da fare, io mi incazzo, però sono contento. Io mi ammazzo. Sono contento. Mi tolgo la vita. Allora mo andiamo all'ingranaggio sotto dal posto normale. Prendiamo e stacchiamo la run. Ricominciamo. Arriviamo di nuovo tramite l'ascensore e andiamo a vedere se è ancora alzato. Perché se no c'è qualcosa che ci sta sfuggendo. No, mi ha togliere pure un altro dubbio mo. Però a basso. A sto punto. Aprire un attimo. Aspetta, ti prendo giusto per amicizia. Per solidarietà, per rispetto, ti porto con me. Non è di qua, ma era dal corridoio centrale. Magari la combo qui era pure il fatto, come diceva prima Regen, quando non c'è, se metti la kitchen esce qualcosa. Che c'è la... ok. Facciamo un puzzle game, pensava Vincenzo, quel gioco è così rilassante. Coinvolgi anche Gianmarco, così ci divertirà un bel po'. Non verrò mai più a fare live, ragazzi, la mia collaborazione con Enzo è finita. È stato un piacere conoscervi. Madonna mia. A mai più. È una bellissima esperienza, penso una delle più belle che abbiamo fatto. Questa ci rimarrà impressa un bel po' e davvero mi dispiace che lo sto giocando dal Game Pass, appena possibile lo compro perché, battute a parte, se li merita i soldi, punto. Dal primo all'ultimo sense, tutti. Hai frutto? Pure in yard possibilmente. Allora, noi adesso, se abbiamo capito la lore del gioco e il gioco stesso, se noi adesso facciamo così, io faccio così e faccio così, noi ce ne andiamo. Pensa se si abbassava mentre chiudevamo la run, era bellissima come allora, run di Midnight Suns malvagia. Sei sicuro? Sì. Sei sicuro? Sì. Io lo riscarico, non ci metto niente. Facciamo live? Sì, sì. Però la facciamo a easy, facile per portare avanti la storia. Qualche combattimento. Normal, easy, no, easy è normal è un pochettino, un po' di impegno, dai Gianmarco, un po' di impegno. Allora, fight farming normal. Ok. Così velocizzi. Fight di storia e serie. Fight storia hard. Come abbiamo fatto. Champion. Quanti erano di livelli differenti? Erano un bel po' di livelli di difficoltà. Noi allora, Regen, totalmente inaspettato pure per me. No, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo perché noi abbiamo iniziato a conoscerci e a giocare spesso con vari titoli. Però Midnight Suns è stato il gioco che ci ha unito come coppia di gioco. Mettiamola così, noi siamo una coppia di fatto per quanto riguarda il gaming. Ci scambiamo titoli, consigli, ci prestiamo giochi senza problemi, tutto. Più volte avevo detto a Gianmarco, peccato che noi Midnight Suns non l'abbiamo fatto in live perché le risate che ci siamo fatti con quel gioco e con tutte le situazioni lì ci siamo divertiti tantissimo. Fai conto che io in quel periodo non lavoravo, quindi avevo tutta la giornata libera perché ero stato licenziato da poco, me ne ero andato più che altro, avevo tutta la giornata libera avendo una cosina di soldi in modalità risparmio. Gianmarco veniva qui la sera, giocavamo e facevamo le parti di storia. Io la mattina mi facevo le mie cose, mi mettevo il pomeriggio al PC, giocavo e farmavo facendo quello che poi vi farò vedere in live. Buonasera Pierluigi. Buonasera Pierluigi. Esatto, Pierluigi è contento. Uno dei giochi che vorrei subito vedere. Vabbè. Lui la sera veniva, io il pomeriggio farmavo, giocavo.
poi mi facevo un video riassunto di quello che avevo fatto, video riassunto delle cutscene, È tutto vero, video ragazzi. riassunto dei momenti importanti, li montavo, glieli inviavo, li mettevo tramite YouTube sul canale privato, forse c'è ancora qualcosa che vi posso far vedere in live. Lui la sera veniva e veniva già aggiornato. Non so se ci sia un team italiano. Non lo ci sia so e qualcuno ci in informiamo, però è in italiano. Allora, noi nella nostra run abbiamo fatto i super buoni. Buonissimo. Eroi della luce. Aspetto del personaggio eravamo, noi ci definivamo Gesù 2.0. Ho pregiudicato anche. Ho un pregiudicato, dipende dalle cose. Gli ho detto più volte portiamoli in live, però là ci abbiamo messo 2 mesi, un bel po' ci abbiamo messo comunque a farlo. Ci abbiamo fatto 100 ore su Midnight Suns. Giustamente ripetere un gioco che abbiamo già fatto e che ci ha preso così tante ore, ragazzi, due palle. Però possiamo fare la run full cattivi. Io non ci avevo mai pensato a sta cosa e lui me l'ha proposto. Adesso non era organizzata sta cosa. Io accetto. Io accetto. Fai una clip, Regen, perché se domani io gli mando un messaggio e dice no, ma mi scoccio, no, c'è una live, fate una clip. Perché le cose che vedremo in quel gioco, ragazzi, ma no, non avete idea. No, Pierluigi, run cattivi fino al midollo. Tutti i buoni l'abbiamo già fatto, qua tocca fare i bastardi. Anche perché ci saranno delle cutscene diverse, quindi pure per noi sarà modo di vedere qualcosa di diverso. Saremo i baddies. Naturalmente la facciamo completa, anche perché noi prendemmo... È nato per caso, lo provai come demo sulla Play. Come lo vidi dissi, Gianmarco, stasera vieni a casa. Io mi alzai, comprai il gioco, iniziamo a giocare e non ci siamo più staccati. Il problema è che per alcune cose che non vi posso dire, che so spoiler, tra bug, perché ci saranno ancora bug, casini, problemi, noi l'abbiamo iniziato a giocare mentre contemporaneamente uscivano i DLC. A noi si è mischiato storia di gioco con i DLC, con i personaggi secondari, con le quest primarie, secondarie e terze, un casino. It's Morbin time. Ovviamente useremo tutti i personaggi che non ci siamo cacati la prima volta. Numero 1, Doctor Strange. Le cutscene le vediamo con calma, i dialoghi li seguiamo con calma, le battaglie normali da farming ce le facciamo a modalità facile, con quelle là storia ci andiamo un pochettino più difficili. Bisogna ottimizzare il farming, se no si perde una marea di tempo. Poi perché più vai avanti, più si sbloccano livelli di difficoltà. Io volevo aumentare il livello di difficoltà, ma poi per ogni fight ci volevano 45 minuti. E il buon Gianmarco mi prendeva leggermente a parolacce perché giustamente ci voleva sempre più tempo per finire il gioco. Però vi avviso, c'è una cosa su cui resterete malissimo. La storia è bellissima, per come è scritta, per come è girata, per come appaiono i personaggi, per quello che dicono. Però noi quando arriviamo alla fine, c'è la scena post credit. Mamma mia. Sarà un momento bellissimo perché dite cazzo sì. Guagliù, ve lo dico in napoletano, o secondo, ciu non esce, finito, stop. Sì, Marble Midnight Sun. Yeah. Ragazzi, una volta che è finito quello, ci ha poldato. E come cazzo lo facciamo qua? Scusami un attimo, aspetta. No. Principe, aspetta, principe. Tu non ci puoi fare questo. Detto ciò, vado a dormire, avvisate per quando volete programmare quest'anno e mi tengo libero. Perfetto. Facciamo sapere in questi giorni. Non ti preoccupare. Capace che pure domenica sera volendo facciamo... Potrebbe succedere. Va bene. Allora, noi da qua adesso no. Volendo un attimo dire, ok, ti abbiamo alzato qui. Come ci andiamo? Scusa, mi riabbassa un secondo. Avvicinati. Scusami, torna un po' indietro e guarda verso il basso. Ok, rialzalo. Guarda su. Io lo vedo troppo staccato. Perché lo dobbiamo girare, ma noi per alzarlo dobbiamo venire per forza qui. Quello non lo alza.
Quell'altro non lo alza. Qui è vuoto. Allora facciamo una cosa. Riguardiamo un attimo la cosa dall'altro punto di vista. Il nostro piano comunque ci tengo a dire che era perfetto. Vabbè. Torniamo sopra e vediamo se da sopra ci viene un'idea. Se no dobbiamo tornare alla vecchia idea che c'è prima dobbiamo risolvere prima l'enigma della torre con gli ingranaggi e cose varie. Magari ti fa girare di uno quello sotto che se tu lo vedi da solo dici perché mi è girato un pezzo così? Ma magari girando sopra là gira pure qua. Già male sto provando tutto e che se no non ce ne usciamo. No, non ce ne usciamo da qua. Non stava già così prima. Si è rotto? No, noi dobbiamo collegarlo là, ma non riesco a collegarlo. Aspetta, forse ho fatto girare troppe volte e mi sono confuso io. Bisogna che lo devi fare da là. Ecco qua, noi questo dobbiamo fare. Uno lì per tornare nel corridoio di là. Ma adesso ce ne andiamo di qui. Fruzzi. Poi Regen prima ci dice no, dietro quel pannello si alza, c'è una lastra e ci sono i codici. Ok. Pure. Regen, dormi bene, riposa. Pure. No, aspetta. Hanno sbagliato la No, ho cosa. sbagliato io un'altra volta. È veramente un cazzo di colomba. Però aspetta, questa non l'avevo calcolata nell'equazione, aspetta un attimo. Gianmarco, aspetta, fermati, perché noi abbiamo sempre provato ad azionare quello solo da qui, da là non ci abbiamo mai pensato. Quindi se noi adesso facciamo così, noi andremmo là. Non ci avevo assolutamente pensato a questa cosa. No, ma neanche io. Probabilmente mai mi sarebbe venuto in mente. Trozzi. No, allora dobbiamo andare solo di là, perché là torniamo per abbassarlo. Quindi vai lì, poi vai di qua. Gianmarco, c'è un nuovo problema. Abbiamo sbagliato il giro. C'è qualcosa che non stiamo calcolando, aspetta. Là non ci possiamo andare, là sarebbe perfetto. Di qua niente. Di qua noi al massimo e torniamo alla situazione iniziale. A meno che tu lì non sei davvero vuoto ma ha fatto qualcosa. Una cosa. Gianmarco, adesso uno mette idee, poi per il cosa, per il dove, ma per il quando soprattutto, Gianmarco. Allora, qui vicino non c'è niente, non c'è una leva, qualcosa da tirare qua. Se noi torniamo di qui, perché tu sei comunque più uno, rispetto a prima dove non riuscivamo a muoverci con sto coso, e almeno mo questo riusciamo a farlo. Però a cosa ci serve? Ma non era chiuso, Gianmarco. Che posso... Mai fidarsi delle apparenze. Altre cose, Gianmarco. Porca la puttana. Che gioco di merda. Ma come mi sta sul cazzo questo gioco in una maniera aberrante. Esplora bene. Quante volte siamo passati qua vicino e abbiamo detto oh, questo è vuoto, via. Non era vuoto. Allora. Ok. Comunque stavano facendo lavori e c'erano altri tunnel e cose da fare. Qualcosa da prendere? Allora aspetta, mo vediamo tutto Gianmarcone. Allora, qui non c'è niente, ma c'è lo stesso lucchetto che abbiamo visto. La serratura qui col triangolo già l'abbiamo vista. Qua sopra, esatto. Allora, qui non si attiva niente. Qui non si attiva niente. Qui non si attiva niente, qui non si attiva niente, qui non si attiva niente.
Non t'azzardare a di che sei chiusa. Ok. Ah, ok, Era il ottimo. muro. Ottimo, ok, aspetta, Gianmarco, che a Ferma, questo libero. punto... Ritorna un attimo dietro, prima. Rientra. Vai nello spazietto per tornare indietro. Da qua? Ah no, da qua è No, giusto. è Niente. Gianmarco. Pensavo che era un bivio, capì magari. No, 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 perché noi adesso, Però aspetta. no, sì. Noi mo adesso possiamo tornare di qua e lo possiamo girare Sì, è e vero. farcelo venire qua. Rignoppa. Ma dobbiamo sperare solo una cosa, Gianmarco, sarebbe da un lato una bellissima conclusione di live. Sì. Però da un lato a me mi brucerà il culo un bel po'. La pump room, la boiler room. Mo siamo sicuri che è attiva e ci tiene questo? Non è che si attiva l'energia solo se è presente nella villa? Ah no, questo non lo so. No, perché sennò Però se rignoffa. funziona come i livelli dell'acqua, allora non dovrebbero funzionare, dovrebbe tornare standard sempre se non c'è la stanza. Allora, se noi adesso possiamo fare così, noi non facciamo altro che tornare qua. Sì. Quindi non ci serve a niente. Dalla mappa non c'è nessun altro tipo di C'è indizio. solo la mappa completa, ma tanto ormai abbiamo fatto tutto praticamente. C'è niente, il basement l'abbiamo visto. Abbiamo fatto Ok. il fatto del tunnel poi acquatico che ci aveva detto Reagan, ma poi quello lo vediamo. Noi da qui adesso abbiamo un altro switch e ci siamo creati una nuova entrata. Quindi tu devi mettere questo qui che mo c'è verso di te là e quello di là. Però noi mo adesso mo dobbiamo fare un altro passaggio per andare avanti. Che noi mo così al massimo possiamo entrare qua. Facciamo la 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 na 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 na. Torniamo indietro. Ma se al massimo usciamo da qui, scopa, non c'è niente, quindi No, non allora vai serve. indietro e fai come ti dico io. Ok, Go backs. sedia che si mette nel mezzo. Allora, vediamo se ho capito. Ma dove quando torna quello, mo chi lo sa? Che gli raccontano tutte No, queste dopo cose? che gli diremo. Gira. Ah, aspetta, che Gira. deficiente. Così. Che deficiente. Vedi che sei un coglione. È vero, non l'avevo calcolata mo così. Ma io sono già... No, Gianmarco, perdonami. Giusto due o tre cose nuove insieme da mettere i pezzi. Capito, sì, ma dovresti Sulla essere scimmia, ma adesso sono nate tante piccole scimmiette. scarma. Promuoviamo a Ti prego, fai che sei aperta. Per piacere. Per favore, per cortesia. Gioco io, non ce la faccio con te, davvero. Vabbè, Non ce però la si può faccio. risolvere comunque. Gioco, Abbiamo capito come si fa. Gioco, quanto tempo abbiamo? Allora, aspetta, Mannaggia la miseria, mannaggia. Vai di là. Ah, Vi no, romare giusto. quanto è bello, Bugia. ispira tanto sentimento. Allora su poi. Allora. No, aspetta, gioco. Gioco, aspetta. Aspetta un attimo. E giustamente la stanza d'energia, se la togli dalla scacchiera, l'energia non c'è più, Gianmarco. Allora, due gemme, due coglioni, uno felice, l'altro grosso. Andiamo a dire. Secondo me, sai cosa ci ha giocato? Il fatto che Reagan ci disse che qua dietro c'erano i codici questi qui. Noi pensavamo che era una cosa semplice. un muro. C'è un muretto con delle cose. No, c'è ben altro qua dietro, C'è Gianmarco. Ben Affleck. C'è Ben Affleck, forse. Speriamo. Allora, boiler. Vabbè, Boiler mi sembra un po' offensivo, magari si è perso un po' per No, la la stanza. Ah, vabbè, No, a Ben Affleck. No, no. Però è un pezzo di merda. Vabbè, altro conto. Noi mo stiamo rasciando. Eccola qua. Guarda, sì. Eccola qua, vaffanculo. Si è acceso? Controlla bene. Ci dai. sei? Sì. Bravo, Ora luce guarda. c'è. Ok. Bentenna. Vai. Capace che arriviamo e facciamo tutti i giri, tutte cose e poi all'improvviso appariranno. Io penso che la... No, aspetta, già ma allora questa cosa ce la dobbiamo ricordare. No, aspetta, no, sono serio. Dimmi, Capisci un dimmi. attimo il ragionamento. Noi abbiamo capito che il vero finale non l'abbiamo fatto. No. Non l'abbiamo fatto, No, Gianmarco. no, no. Per vincere il gioco dobbiamo diventare re. Sì. Per diventare re ci vogliono due cose. La Throne Room che te la trovi completando tutto il ramo delle quest del bunker. E l'abbiamo fatta. Nemo ci manca il posto dove mettere la sedia.
Sì. La Throne Room, scusami. La cosa importante che credo serva per fare proprio il finale perfetto, la corona la dobbiamo prendere, la dobbiamo portare nella Throne Room. Potrebbe essere, sì, sì, ci potrebbe Se ci stare. dimentichiamo quel dettaglio è finita. Vabbè, noi iniziamo a vedere se ce la riusciamo a far spomare. Noi mo dobbiamo capire innanzitutto, facendo tutto questo, ok, la Throne Room dove va messa? Una cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? Prendi il caffè. Allora, vediamo qua mo cosa ci esce. No, non ti ha, spezzo. No, apriti subito, immediatamente. Che credo che le cassaforti siano importanti, Giamma. Allora, noi mo da qui un pochino ci possiamo muovere meglio. Dovevamo girarla di un altro, però così. Allora, a Cioè, sto solo un punto, altro. ok. Però adesso abbiamo tutto aperto. 10 minuti li possiamo Sì, no, perdere. no. Tanto poi questo è abbastanza libero, quindi basta che mettiamo la boiler e siamo a posto. Aspetta, Gianmarcone, aspetta, noi possiamo girare pure da qua. Ecco qua. No, da qua stai molto più easy, così te lo giri sempre da qua. Stavo giusto al passo, eh? No. È il passo. Sei mai stato a El Paso, così? Non ancora. Ci vogliamo andare? Certo. Allora. È già di- questa. Aspetta, prima di andare là. Gira, guarda un attimo gli altri buchi. Allora, lì c'è un lucchetto, quindi già un problema. Questo però è aperto. Dobbiamo metterlo aspetta, 367. Fai foto, fai foto. È il livello dell'acqua. A 6. Cioè fra 6 e 7. Quindi dobbiamo vedere come si cazzo si fa fra 6 e 6. Vabbè, se è 6, se no torniamo un Vabbè. attimo e via. Quindi questo è il livello dell'acqua, giustamente devo fare di da qua. C'è qualcosa che possiamo fare? Allora. Ok, loro mentre stavano lavorando comunque hanno trovato delle cose. Ma sì, la ricompensina. Mo' va a capire un attimo come Mettere sdoppiarli. i 4 neri forse? Non ne hai No, altri? sono sempre quelli là gialli, quelli del colore. No. Avevi ragione tu, sorry. Così. Che di solito erano quelli sempre dei colori gialli, più sì. accesi. Invece mo fa ha detto neri. Vabbè. Neku. Ecco. Ah, no, per chiudere il canale, sappilo. No, Gianmarco, C'è dai. mancato Dopo- ma non volontario, è quello il problema. Dopo tutto questo, no, dai, per piacere, dai, Questo è un Gianmarco. momento incredibile. Dai, Gianmarco. Saranno mica del me. Cioè che per me non è neanche un'offesa e ci dobbiamo preoccupare di ste cose, madonna. Sì, vabbè, diciamo che non si può dire. Allora, aspetta, resettati. Allora. Voi potete solo salire. Voi potete spostarvi di lato. Quindi a sto punto io ti metto qua e ti inizio a far salire. Poi questi non si cambia, quindi tu al massimo potresti fare qui, ti posso cambiare qui, ti posso mettere qui. Se io faccio salire te, faccio tacca e tacca e poi me la pigli in tuo culo. No. Sono scacchi, comunque è una partita a scacchi. Con questi che li passi di qua, però poi restano sempre questi qui.
Neri li puoi cambiare soltanto di posto e devono stare fissi, quindi c'è una sequenza che te li fa scendere. Una volta così, a parte che ah no, aspetta, già, ma scusami, sono un enorme deficiente, ma proprio di quelli grossi e divertenti. No, neanche così, ma così. Poi te ne faccio un altro così. Te ti sposto. Te ti metto qua. Io non li devo far scendere tutti e quattro già, ma mi servono solo che i neri stanno negli angoli. Ecco qua. Dicevo io, c'era qualcosa che non mi stava tornando, che ero convinto di doverli far scendere tutti. La cosa era molto più semplice. Allora, quale altra porta possiamo andare a vedere? Potremmo arrivare già, ma più che altro qua a questo punto, dopo quello di prima, io le voglio controllare tutte, perdonami. Allora Giamma, visto che è pure orario, vedi se ti piace come idea. Domani, tanto qua hai accesso proprio liberamente. Domani mattina veniamo, ci mettiamo la pump room soltanto e ci sistemiamo tutto. C'è un lucchetto lì, magari forse ci vuole o un codice o una chiave normale, però c'è qualche altra cosa. Magari almeno dietro uno di questi, visto quello che è successo giù, un'altra stanzettina segreta, anche perché sono fatte bene a livello di... Però mi sembrano proprio mura esterne, capito? Non mi sembrano rientranze. Però pure quella per il gioco di come ci siamo mossi. Sì. Se non facevamo quel passo in più oggi, non stavamo qui. Quello tu mo arrivi, quello... Noi stiamo chiudendo e tu arrivi mo. Allora, quello... Se vuoi farti due risate, mai come stavolta, guardati la replica della puntata di stasera. Ti dico solo, abbiamo trovato più cose nuove da fare e più enigmi da risolvere in questa serata che nelle ultime 2 settimane. Tutto insieme abbiamo altre 10-12 cose nuove da fare. Quello bordello grosso. Non l'avevamo detta questa cosa. Quando è stata Quando abbiamo detto questa cosa? Si vola col volo, sì. Quello non ce la facciamo più con sto gioco, veramente. In breve te ne dico solo una. Tu ti ricordi le 8 porte che abbiamo trovato giù? Dove ci siamo decisi, abbiamo chiesto un pochettino, apriamone una, tanto il gioco ce ne fa aprire una soltanto. Abbiamo trovato un bel documento con 8 mini indovinelli e 8 mini cose da fare, dove ci ha detto guarda, devi trovare le 8 chiavi. E questa è una cosa. Ce ne sono anche altre, quello noi stavamo proprio per staccare, perché già ci chiusa, sì, veramente. Devo andare al lavoro poi, ragazzi, quindi... Guardati il VOD, poi ci fai sapere, non ce la facciamo più, cioè io sono al limite. Siamo riusciti a salire adesso sopra nella zona degli ingranaggi, così capisci un attimino quanti passi avanti abbiamo fatto. E abbiamo trovato altre cose più... Una porta chiusa a chiave. No, quello... No. Noi credevamo sinceramente di averlo finito, tra virgolette, e che mancavano 1/2 cose per avere un finalino diverso. No, abbiamo trovato la strada per il vero finale e ci stiamo arrivando. Ci arriveremo. Siamo contenti, però non ce la facciamo più, nel senso, a trovare cose in un certo modo. Vabbè, vediti il VOD. Abbiamo anche subito delle minacce. Qualcuno ci ha minacciato. Buonanotte.